Leggiamo ancora questo bel libro, qualche riga di questo bel libro, perché abbiamo tanti ospiti. Questa mattina sarà anche una mattinata speciale, parleremo di valori, di rispetto, di vita umana, di musica, di cultura, di tutto e di più. Però continuiamo a leggere qualche paginetta. Come può osservare da questa mappa dell'epoca, si è estesa in diversi paesi d'Europa, tra cui naturalmente la Germania. Vede qui segnato Monaco. La flotta di aerei utilizzato era costituita da Junkers. I due ingegneri, Ugo Junkers e Renato Morandi, avevano una grande differenza di età, erano molto diversi, eppure esisteva un rapporto personale e professionale molto intenso tra loro. Dapprima i collegamenti erano assicurati da questo modello che portava 4 passeggeri, poi questo a 3 motori che ne portava 18. Questo Morandi, figlio di un importante imprenditore di Ancona, molto conosciuto nel settore del trasporto navale, era un uomo di grande temperamento. Il suo entusiasmo era contagioso e la sua intraprendenza coinvolgente, per non dire travolgente. In pochi anni questo ingegnere, neanche trentenne, seppe dar vita a una rete di collegamento per l'epoca straordinaria. Lungimirante aveva visto in Venezia una forte attrattiva per i passeggeri di mezza Europa, cosa che infatti si manifestò e anzi diede impulso ad un turismo di alto livello, contribuendo tra l'altro come il De Ben, l'Ecessio e altri alberghi di Venezia. Affidabilità, efficienza e qualità espresse da Transadriatica in quegli anni anche nell'aver scelto di acquistare aerei Junkers. Resero molto prestigiosa questa iniziativa che andò rapidamente considerandosi e allargandosi. Transadriatica fu dunque la prima compagnia aerea commerciale italiana e chissà che spinta egli avrebbe dato ancora a questa crescita così esponenziale se il suo esuberante fondatore non trovasse la morte, ancora giovanissimo, a causa di un tanto banale quanto inspiegabile incidente. Il rintocco serrato di passi femminili fece girare i due nella direzione del corridoio, da dove proveniva il ticchettio. Una sagoma longilinea, man mano che si avvicinava, mostrava un portamento elegante, poi un bellissimo volto sorridente, occhi neri penetranti. Buongiorno, mi chiamo Alessia. Buongiorno, mi chiamo Leon. Letto questo libro, presento subito i gratitissimi ospiti. Abbiamo in presenza, prego dottoressa, si presenti, che voi forse l'avete già vista, la conoscete. Buongiorno a tutti, grazie Mirella per l'invito. Sono Daniela Vice, sono la responsabile della comunicazione della Fondazione Banca dei Tessuti del Veneto. Questa realtà sanitaria, quando parliamo di banca dei tessuti, non deve trarre in inganno, ma parliamo di una banca, cioè di un luogo dove vengono conservate cose preziose che sono i tessuti umani dal frutto di donazioni. Avete capito che puntatona, avete capito perché ho parlato di valori e di rispetto. Salutiamo anche il professor Stefano Merigliano, professore emerito all'Università di Padova. Buongiorno, assistenza agli anziani e tanto altro. Che piacere averla ospite, professore, perché guardi che io sono veramente molto preoccupata per i nostri diversamente giovani, come li chiamo io, perché mi sembra che non ci siano tutte queste informazioni, come ripararsi dal caldo, come comportarsi, cosa mangiare, cosa fare, dove andare. Ci siamo un po' dimenticati che loro non sono tanto bravi con questi strumenti tecnologici. Loro devono avere delle persone come punti di riferimento, devono avere qualcuno che li va a trovare, che gli spieghi, perché i familiari, sa, parla una che vede certe cose nelle RSA, e questi figli sì, ma anche no, o parenti. Cosa dice, professor? Mi scusi, ma comincio per lei perché è un tema molto molto delicato e con questo caldo è meglio veramente fare prevenzione. Prego, professore. Ma intanto innanzitutto buona giornata a tutti i tuoi ascoltatori e grazie per l'invito. Sai che vengo sempre volentieri. Grazie, perché professore. Sono sempre trasmissioni stimolanti. Ne abbiamo parlato proprio ieri quando discutevamo di l'argomento, e il problema, credo che in questo momento, è il problema degli anziani, della loro difesa da delle situazioni di estrema fragilità. Sono fragili per definizione, sono spesso portatori di patologie complesse, abbiamo la fortuna di vivere più a lungo, ma non sempre viviamo più sani, e quindi dobbiamo ancora di più
stare attenti, dare le giuste informazioni in questo momento. Non tutti hanno la fortuna di avere l'aria condizionata, non tutti hanno la fortuna di abitare in case particolarmente sane o comunque in cui la difesa dal caldo sia possibile. E hai perfettamente ragione che a volte i messaggi che arrivano via WhatsApp, via social, come si dice adesso, non è detto che siano recepiti da queste persone, che non è detto che seguano o che abbiano l'attitudine a seguire i social. Quindi cerchiamo di essere vicini con delle informazioni semplici, cercare di evitare di esporsi al caldo nelle ore principali. Quindi se si deve uscire a fare 2 spese è meglio uscire alle 8 di mattina, meglio uscire verso sera, cercare di evitare il sole nelle ore più calde, quindi dalle 11 alle 14-16. Ricordiamo anche che in queste ore c'è un grande tasso di ultravioletti, quindi l'esposizione al rischio dei tumori della pelle. Quindi da questo punto di vista il primo dato è: difendiamoci stando all'ombra. Proprio ieri vedevo che ci sono delle cose molto semplici: riappropriarsi degli spazi verdi, le campagne, ma anche i parchi cittadini, l'ombra degli alberi, l'erba, perché certamente tutto quello che non accumula calore, come il cemento, le case, eccetera, favorisce la buona vivibilità. E l'altra cosa che sembra semplice, ma a volte non lo è: bere tanto, bere anche acqua magari con qualche sale, bere succhi di frutta semplici, mangiare frutta, ecco, preferire quindi cibi che siano apportatori di acqua, di sali e di zuccheri, cose semplici, le cose di una volta. Una volta avevamo la frutta stagionale e di questo momento si mangiavano le albicocche, le pesche, si mangiavano quindi frutti ricchi di acqua, gli amoli. Chi è che se non si ricorda le susine, gli amoli, le gocce d'oro? Sono tutte frutta il cocomero, la famosa anguria, professore. L'anguria è un toccasana. L'anguria, pochi lo sanno, è ragionevolmente ipocalorica, ricchissima di sali e per il 95% acqua. Le vecchie nostre anguriare in cui si andava di sera al fresco a mangiare l'anguria sono in realtà dei semplici toccasana, senza ricorrere a integratori, a cose strane. Quindi una buona anguria da tenere magari in frigo. Adesso l'agricoltura ci fornisce anche queste piccole anguriette che sono più facili da gestire e che sono buone. Il melone, altro frutto ricco di acqua e povero di calorie. Quindi cose semplici ma che ci aiutano a bypassare questo momento difficilissimo, che sarà sempre di più così, perché purtroppo le variazioni climatiche, negate o non negate, ma esistono, le vediamo e le viviamo sulla nostra pelle. Professor Merigliano, però io le posso confidare una cosa che mi sta molto a cuore, nel senso, io oggi ad esempio il mercoledì ho il banco alimentare aperto e la prima cosa, e vengono molti diversamente giovani ma molto avanti anche con l'età, poveretti, e la prima cosa, che proprio è un ordine anche ai volontari, di dare una bottiglietta d'acqua come arrivano, ma non solo, e farli bere anche se non vogliono bere. Allora cosa ho fatto? Allora gli dico, siccome loro vogliono molto bene alla Mirella, dico, se tu non bevi un bicchiere d'acqua come arrivi, poi lo dico alla Mirella e poi sai Mirella cosa dice e quando ti ferma cosa ti dice. Perché si fa fatica a farli bere. Raccontano le storie più infinite pur di non bere un goccio d'acqua. Ho appena bevuto, ne ho bevuto tanto, io dico guarda, anche se ne hai bevuto tanto, un goccio d'acqua non ti fa male di sicuro. Perciò fammi vedere che lo bevi. Perché si fa così fatica a bere a una certa età? Si dice ma siamo a posto, anche se sai che non è vero. Perché l'organismo non sente il desiderio di bere, professore? Ma primo, una cosa che è fondamentale, hai perfettamente ragione, far bere, perché pochi sanno o realizzano che noi disperdiamo il nostro calore attraverso il sudore. Cioè noi sudando produciamo acqua, l'acqua evapora e quindi sottrae calore al nostro corpo. Quindi bere è fondamentale. Perché gli anziani hanno meno sete?
ma perché si modificano tutta una serie di elementi di tipo fisiologico, per cui l'anziano avverte di meno il senso della sete. E questo è un male, perché la pelle si secca, si perde l'evaporazione, quindi il sudore, e quindi il nostro corpo in toto si riscalda. Quello che hai detto è fondamentale, dare da bere qualcosa. Ci può essere un altro metodo molto semplice: dire: guarda, tu ogni mattina ti riempi questa bottiglia. Le bottiglie oggi di acqua minerale in genere sono da 1,5 litri. Riempiamola e insegniamo che le acque dei nostri acquedotti sono altrettanto buone delle acque minerali, anzi per certi versi forse sono di più. Pochi sanno che le acque dei nostri acquedotti per legge sono monitorate e controllate più volte al giorno. Quindi gli insegniamo a dire: tu alla mattina quando ti alzi riempi la bottiglia, entro sera la devi aver finita. 1,5 litri è una dose quotidiana di acqua più che sufficiente per un buon equilibrio anche in periodi di caldo. Tra l'altro, se non beviamo, ovviamente concentriamo le urine, concentriamo i prodotti tossici e quindi aumentiamo il senso di malessere, perché diminuiamo la capacità del nostro corpo di depurarsi dalle scorie. Quindi assolutamente mi piace questo discorso che tu dici, se no la Mirella si arrabbia. Insegniamogli anche a dire: riempiti una bottiglia ogni mattina, entro sera la devi avere bevuta. In questo modo ci si toglie un po' dalla soggettività del bere. Grazie professore, veramente grazie anche per quello che ha cercato di spiegare in parole molto semplici, come piace a Mirella, queste fragilità. Il problema è, professore, che se anche riempiono la bottiglia d'acqua non la bevono, ma nessuno va a controllare se la bevono, perché c'è una solitudine spaventosa. Pensi, professore, che io ho chiesto a tutti i sindaci, siccome vengono qui quasi tutti del territorio e non solo, di fare un censimento sulle fragilità che vivono nel loro paese. Chi sono, come vivono e di cosa hanno bisogno. Ed è venuto il sindaco di Ponzano Veneto, mi ricordo, ha fatto questo censimento e mi ha detto: guarda Mirella, non avrei mai pensato di trovare quello che hai detto tu. Non avrei mai pensato. E sì, siamo un paese, non siamo una grande città, però quello che ho visto mi ha fatto riflettere molto. Avevi ragione, bisogna fare questo, perché da soli da noi non arriveranno mai. Siamo noi che dobbiamo arrivare a loro. Detto questo, invece, sentiamo la dottoressa Vice, appunto, di questa banca di tessuti, fondazione importantissima anche per le fragilità. Lo sa, dottoressa, che non conoscono questa realtà. Io ho frequentato molto le RSA e quando si parlava con loro di donazione, anche no, ma si arrangia mio figlio. Come si arrangia mio figlio? Ma sei ancora capace di intendere e volere? Sei tu che devi decidere? Cerca, ma se mi spiegate magari. Ecco, non è che forse qualcuno si è dimenticato che invece abbiamo ancora delle forze veramente. Io ho avuto un chirurgo l'altro giorno, ha operato un paziente, il dottor Giacomacci a San Camillo, di 94 anni, un intervento molto importante ma senza nessun problema. Questi fisici fortissimi, alle volte molto più di qualche giovane. Cosa ci dice, dottoressa? Forse avvicinare anche loro a questo mondo dove si può, naturalmente. Certo, allora sicuramente il tema donazione molto spesso viene un po' trascurato. Ci sono comunque le associazioni di volontariato, vedi l'AIDO per quanto riguarda donazioni di organi e tessuti, che è presente sul territorio, però è sempre più difficile catturare il giovane, no? Perché alla fine è un problema che sembra, sì, chissà, forse un domani, sì, come appunto, ma anche già l'anziano dice mi capiterà, non mi capiterà. Ed è fondamentale invece in qualche modo sensibilizzare, perché è una cosa importante proprio il gesto del donare in sé per sé. Normalmente quando si parla appunto di donazioni viene l'organo, donazioni di organo, forse siamo già più preparati. E i tessuti sono un pochino invece un trapianto, qualcosa un pochino più silenzioso, però le posso assicurare, diciamo noi che poi lavoriamo in questo settore, che sono
anche la donazione di un tessuto veramente cambia la vita. È stato per noi una grandissima esperienza, nonostante sia tanti anni che lavoro in questo ambito, venire a contatto e a conoscenza anche con chi ha ricevuto questo dono, perché la banca dei tessuti questa struttura sanitaria che preleva, conserva e distribuisce. Noi siamo a contatto con le strutture ospedaliere da dove arrivano i donatori, dove vengono segnalati i donatori, e dall'altra parte siamo a contatto con i chirurghi che sempre di più scelgono di utilizzare un tessuto per certi interventi chirurgici perché i risultati sono veramente sorprendenti. Non abbiamo il contatto diretto col paziente. E siamo riusciti a organizzare, io sono responsabile della comunicazione, quindi abbiamo creato una sorta di calendario, qualcosa che potesse testimoniare, e quindi siamo riusciti in collaborazione, superata la privacy, quindi in collaborazione con i chirurghi, a venire a contatto con chi ha ricevuto un tessuto, e posso assicurarle, Mirella, che sono state delle esperienze che anche per noi emozione tantissima, tipo il ragazzo che cade in montagna e non muove più gambe e non muove più braccia, che viene trasportato in urgenza solo perché ha urlato e quindi è riuscito i soccorsi ad arrivare a individuarlo, è arrivato in urgenza in neurochirurgia. E il neurochirurgo l'unica cosa che ha potuto fare è chiedere alla banca dei tessuti quel tessuto per la ricostruzione della spina dorsale. E quando abbiamo creato un evento dove abbiamo messo in contatto il chirurgo e il paziente, lì non c'erano falsità, e il chirurgo stesso diceva: se non ci fosse la banca io non c'è niente che mi può dire ok, in questo momento mi serve questo tessuto per ricostruire. E dall'altra parte il paziente dice: per me voi siete un miracolo. Quindi anche se è una struttura molto più silenziosa, in realtà è una cosa, diciamo, che continua a emozionare ed è veramente importante, quindi di come noi diciamo sempre, noi riusciamo a trasformare un dono in qualcosa di veramente in un bene preziosissimo. In un bene prezioso. Sa, dottoressa, mi fa venire in mente quei ragazzi di Crash Montana. Lo so. Ecco, penso che questo dono, ecco, questa fondazione Banca dei Tessuti sia fondamentale allo stesso livello degli organi, è la stessa cosa, perché tu mi dai la possibilità di ritornare normale. Infatti. Tu mi dai la possibilità di tornare a guardarmi allo specchio. Pensate a 16-18 anni, vedersi sfigurate. Pensate a quella ragazza che gli hanno buttato l'acido. Pensate all'importanza di questa donazione. Io sono convinta, dottoressa, che non basta mai l'informazione che abbiamo. No. Dovete puntare molto di più, perché sai, io sono molto preoccupata, perché a 18 anni non donano. Come mai non donano i diciottenni? Così vicini all'ambiente, così vicini anche a un futuro più equilibrato, eppure nel momento che fanno la carta d'identità, al momento della donazione i numeri non ci sono, e me l'ha detto Laido. Certo, infatti sono forse perché abbiamo sbagliato, non è il posto giusto per cercare di... Loro hanno voglia di capire, di essere intrigati, non puoi andare in un ufficio anagrafe, dico io, certo, e chiedermi una cosa che non conosco. Certo. Loro vogliono conoscere, certo, le cose. E perché dico questo? E lo dico anche al professor Merigliano, perché io ho avuto l'AIL, Associazione Italiana Leucemie, la quale ha raccontato, professore, di questi ragazzi 20 che una mattina sono entrati nell'ospedale dove c'è questo istituto, questa associazione, e sono diventati tutti donatori. Ma come, ha detto? Ma prima siamo andati nelle scuole, abbiamo cercato e non li abbiamo visti. Come mai nel momento che sono entrati, che hanno visto cosa fa questa associazione fondamentale, si sono resi disponibili e hanno donato? Allora, professore, c'è qualcosa che non torna, non li intrighiamo abbastanza? E sa cosa ho fatto? L'ho detto al professor Gerosa. Io ho avuto ospite il professor Gerosa e gli ho detto: professore, ma come mai sta cosa? Non è il caso di aprire di più gli ospedali, di far entrare più questi giovani? Perché il profumo dell'ospedale, l'esperienza ospedaliera è diversa, non è il profumo della strada, è un profumo completamente diverso. E lui mi ha dato ragione, ha detto: ha ragione Mirella. E se qualcuno le dice facciamo già, risponda che ho detto io che non facciamo abbastanza. Cosa dice, professor Merigliano? È un argomento molto complesso. D'altra parte
come ha già detto la dottoressa, far capire alla gente l'importanza della donazione è una cosa fondamentale. La donazione dei tessuti, la banca è la banca anche delle cornee, è la banca che ridà la vita e la vista a tante persone, gli ustionati, come si diceva prima. Bisogna certamente far capire in maniera più pratica. Noi siamo spesso subissati da tutto questo mondo dei social, dell'immagine, eccetera, per cui le persone sono un po' distanti dalla realtà. Quindi bisogna avere il coraggio di creare eventi, momenti, situazioni, opportunità per cui la gente, che sia giovane o diversamente giovane, tocchi con mano quello che è il risultato di questo atto. Non è solo un dire sì o no al momento in cui tu ti registri, deve essere una consapevolezza che nel momento in cui tu non ci sei più, puoi ridare la vita e la speranza ad altri e far vedere con mano che cosa vuol dire per un ustionato ricevere un tessuto vivo invece che un pezzo di plastica o un pezzo di gore. Far capire che una cornea magari bruciata da un evento chimico per un motivo di lavoro o per una malattia può ritornare a far vedere una persona, e vedere vuol dire vivere. Quindi bisogna proprio trovare questo modo. Condivido con tutte le difficoltà che esistono della privacy e senza cadere in dei paternalismi o delle situazioni particolarmente così emotive, però bisogna avere il coraggio di far vedere e toccare con mano le cose alle persone. Anch'io ho avuto esperienza con tanti dei miei ragazzi a cui insegnavo, che se tu li portavi sul campo capivano in 5 minuti quello che tu molto spesso avevi fatto fatica a spiegargli per ore o per giorni a lezione. Quindi bisogna scendere sul pratico, è una cosa assolutamente ineludibile. Non è facile trovare i modi, non è facile trovare le forme, bisogna avere anche un po' di fantasia, però io vedo che tante volte, per esempio adesso ci sono delle iniziative dell'Università di Padova con la Croce Rossa che vanno nelle sagre, al Pride, eccetera, a fare i test per le malattie sessualmente trasmissibili. E sapesse quante malattie si trovano. Ma bisogna scendere nel campo, andare vicino ai giovani, non chiedere siamo disponibili a fare uno screening. Bisogna prendere e scendere al livello delle persone. Questo è fondamentale, scendere al livello delle persone. Perché solo così riesci a convincere le persone. Rinaldo? Pronto? Non lo sento. Chi, non mi sente? No, parlavo con la telefonata perché mi dicono che è in linea, ma io non sento Rinaldo. Senta, professore, io devo darle perfettamente ragione con quello che ha detto. E sa perché? Perché io l'altro giorno ho avuto la dottoressa Chan, la dottoressa Trollese che parlavano di stomie. Perché penso che sia anche utile capire cos'è, come funziona, perché non parliamo solo di diversamente giovani ma anche di bambini. E come dice lei, loro sono scesi nelle piazze con queste roulotte per far capire l'importanza di conoscere cosa sono le stomie, i presidi, come ci si deve comportare, perché è mica semplice parlare di queste cose. Perché molte volte, perché la paura regna sovrana, ma perché non si sa? Non riusciamo a far capire l'importanza, come dice la dottoressa Vici, della comunicazione. Io mi ricordo una volta, professor Mirigliano, quando si passava davanti alla sala operatoria si toccava ferro, il terrore, solo passare davanti, si cambiava strada. Poi un po' alla volta con le telecamere, facendo vedere anche gli interventi, cosa comporta. Si ha molta meno paura, perché sai, conosci. Tanto è vero che quando io ho eccellenze di chirurghi, dico sempre, mandatemi i video. Mirella, guarda che sono tosti, non preoccupatevi, voi mandateli. Ma siccome i ragazzi dicono che hanno bisogno di adrenalina, facciamo vedere cosa succede anche al corpo umano, perché loro rispettano, non tutti, ma una buona parte non rispetta il corpo umano, perché non lo conosce. Abbiamo ragazzini che a 18 anni girano col pannolone per la droga,
ma non sanno perché hanno abusato, hanno giocato con il loro corpo senza capire invece la bellezza e il rispetto che devono avere del corpo. Ma non si può spiegare, perché anche a scuola fanno fatica gli insegnanti a parlare di sesso, a parlare di queste malattie, come dice lei, come fossero dei tabù. Ma siamo nel 2026, professore, ma si rende conto? Ma si rende conto di cosa sta avvenendo? Allora, dottoressa, l'importanza della comunicazione su proprio veramente dei problemi molto importanti. Guardi, qui mi aggancio a un progetto che è un progetto pilota, chiamiamolo così, perché ha avuto un bel successo, tant'è vero che si sta allargando, che ha visto le sinergie, perché fondamentale è muoversi in sinergia con le associazioni di volontariato e con le aziende ospedaliere. Quindi un'iniziativa partita da Fondazione Banca dei Tessuti, azienda ULS 2 e da AIDO, e abbiamo creato questo progetto che è Ogni donna è un abbraccio. Praticamente abbiamo coinvolto nel territorio provinciale delle scuole superiori, le quarte e le quinte, promuovendo un po' un'iniziativa che era quello che lasciare esprimere i ragazzi attraverso una comunicazione che erano video, social, dei messaggi, in modo tale che loro stessi potessero in qualche modo dire ok, comunichiamo tra di noi in questo modo l'importanza del dono. Quindi che cosa abbiamo fatto? Innanzitutto costretto i ragazzi a calarsi su questo problema e posso assicurare che sono uscite delle opere meravigliose. Avete sentito? Avete sentito? Abbiamo cosa fatto alla Santa Caterina, quindi sempre con il comune, che in questo possiamo dire, grazie anche all'assessore Tessarolo che è sempre vicina a noi, abbiamo fatto questo evento nella giornata del dono e del ringraziamento, che è una domenica che dedichiamo all'anno, sempre in collaborazione con l'AIDO provinciale di Venezia e Verona, quindi anche qui la rete che si allarga e che si unisce, la squadra che unisce. E quindi abbiamo dato, oltre diciamo ringraziare, mettere a confronto chi ha donato, quindi il ruolo, cioè l'emozione di chi ha donato e di chi ha ricevuto, e quindi un ringraziamento da parte di chi ha ricevuto e rispetto a chi ha donato, la seconda parte è stata proprio dedicata ai ragazzi e quindi molto bello, tant'è vero che adesso già ci stiamo muovendo, perché da questo progetto pilota ci stiamo allargando e anche coinvolgere le altre province e quindi allora, stare sul adesso territorio. tiro le orecchie, ha concluso la dottoressa Vici, al nostro Rinaldo, perché Rinaldo non puoi tenermi centralino bloccato per più di mezz'ora. Rinaldo, te l'ho già detto, mi dispiace dirtelo Rinaldo, ma non posso lavorare così, perché poi sai cosa succede? Vai Rinaldo! Se sparire in linea va bene Rinaldo, ti perdono, ti perdono, ti perdono. Vai. Dopo volte che mi sparisce in linea. Va bene, in ogni modo volevo dire al professore, ai ragazzi quello che dice, però le persone anziane, cosa vorremmo insegnargli? Cosa che avete insegnarle? Io non sono anziano, sono con pochi anni, ma da putei, più da baraccocchi, persili, meoni, tutta quella roba che sia roba stagionale, che stagione non vede più, e neanche i sapori della volta non vede più, né acqua, né l'acqua che ti fa, né qua che i pesticidi. Una volta è roba che mangiamo che mi su da etera, va bene, io ho 83 anni, non sono nato domani. Così che sporcavi la maglia con la saliera, non tenia più via. Adesso, anche a bere, mia nonna mi insegnava a lavarsi le mani, mangiare, bere l'acqua così caldo, e poi non avevamo, cos'era caldo, non avevamo niente, andavamo alla sera a casa, andavamo al tronchetto a comprare il gas e avevamo, e alla sera, e adesso avevamo tutte le comodità del mondo, avevamo da insegnare cosa che ti dà da mangiare, una volta quello che era a mangiare, non vedeva tutte le porcherie che non sai mangiare quello che c'è adesso. Tutta roba fatturata che fa ora, quelle chimiche, quelle robe che ha. E allora, gli altri idee di cui insegnarne cosa mangiare. Anche che una volta più di sapenza, seppe, roba, e tutta roba stagionale. Adesso non c'è più il gusto anche della roba. Perché ti mangi una roba, ti cava via, e quello che rovina tutto, ti stai ai frigoriferi, ti fa vedere questi grandi depositi dei frigoriferi, e vedi via roba. E la roba non va la messa via. È frutta e verdura adesso, e a nascere come le strasse, diceva una volta, e bisogna venderla perché dopo 2 giorni alla marcia. E quello che discorsi, perché
mi dà costare 8-9 euro e io, va bene, se non ti vieni su 2 giorni ti butti via. Una volta che era smelto della roba, se mangiava sano, va bene, i pezzi di Sant'Aralvo, insomma, tutto che era buono. Grazie Rinaldo, basta perché sennò apriamo un libro con te, non finiamo più, perché l'importanza questa mattina, ti ringrazio comunque della telefonata, però mi raccomando gli orari. Il problema è, professor Merigliano, che dobbiamo aiutare queste persone. Primo perché fanno molta difficoltà anche a fare la spesa, perché delle volte abitano su condomini che sono al 3° o 4° piano e non hanno ascensore, perciò bisogna capire. Pensi, professore, che io avendo il banco solidale, io non preparo la borsa della spesa prima, chiedo al momento cosa vogliono mangiare, però devo comprare la carne, la frutta, devo comprare il pesce, perché cerco di dare anche una dieta equilibrata, perché hanno bisogno un po' di tutto. E sa una cosa che mi sorprende sempre, indovini, professore, cosa ama quasi tutto l'anziano bere? Il caffè. Guai se manca il caffè. Per loro il caffè, quasi tutti è un rito che quando magari al momento sono senza, vedi proprio, mi dai il pacchettino di caffè, magari gliel'ho già dato ma l'hanno consumato. Ecco, cos'è il caffè per loro? Perché questo, non il tè, il caffè, professor Merigliano, e cosa dice del caffè? Quanto ne possono bere? Perché questi qua, col pacchettino di caffè, però se lo fanno fuori su una settimana, perciò ogni giorno si bevono il caffè. Prego, professore. Il caffè è un rito, per gli italiani è un rito, è un ricordo, è un momento di pausa, eccetera. Poi, bene o male, la caffeina ha un minimo di dipendenza, quindi certamente, probabilmente c'è un po' di dipendenza, ma in realtà è proprio il rito, il fatto di berlo in compagnia, di segnare delle ore, no? I caffè ti svegli, il caffè dopo mangiato, è un rito, peraltro è indubbiamente un elemento, un paio di caffè al giorno, soprattutto in questi momenti, contribuiscono a tenere anche un certo grado di attenzione, un certo grado di vita, di attesa. Quindi è fuori discussione che il caffè, come altre cose, fa parte della nostra vita quotidiana, come la pasta, il pane. Ci sono delle abitudini che sono proprio delle singole popolazioni. Se lei va in Inghilterra, quello che per noi il caffè, per loro è il tè. Quindi fa parte di educazione. Come diceva prima Rinaldo, ci sono storie generazionali dietro. E d'altra parte, quello che non sottolineiamo abbastanza, secondo me Mirella, tu l'hai detto in qualche altro modo, è che in realtà manca la famiglia. Perché una volta l'anziano viveva all'interno di una comunità, la famiglia, che gli dava una mano. Per cui l'anziano teneva il bambino, teneva il ragazzino teneva vivo l'anziano e in mezzo c'era la famiglia che dava una mano, che portava i pesi, eccetera. Oggi purtroppo, e lo si vede anche dalle statistiche, 30% degli anziani sono in realtà famiglie fatte da una persona sola. E quindi si torna di nuovo sul fatto che questa persona sola ha anche pochi motivi e pochi stimoli, stimoli anche emozionali, stimoli intellettivi, per cui si chiude in se stesso, si abbatte e anche per quello non hai lo stimolo di bere, non hai lo stimolo di mangiare, ti lascia andare. Quindi quello che tu dici, no? Il banco, ma anche certe comunità, le biblioteche solidali, le comunità di anziani, sono fondamentali per la relazione. È dimostrato che le persone che hanno una vita relazionale, cioè si relazionano con altri, una volta trovavi gli anziani che giocavano a carte al bar, era un modo di vivere una relazione, di mantenere un'attività, diciamo intellettuale, diciamo emozionale, che però favorisce la qualità della vita. Abbiamo Sebastiano da Abano, poi continuiamo, vai Sebastiano. Buongiorno signora Mirella. Buongiorno. Buongiorno. A me oggi, stamattina, mi è salito il sangue in testa, ho visto il telegiornale. Ci sono stati 6 ragazzi con la moto che gli danno un calcio a una persona anziana che era in bicicletta facendolo sbattere contro una macchina. Ora io dico, com'è possibile che questi
disgraziati che non voglio dire quello che penso di loro, ma io mi auguro che questi gli fanno la stessa fine di quella persona anziana, che rimangono stessi a terra e li devono riconoscere tramite DNA, perché questi di qua sono cattiverie gratuiti che fanno, perché posso capire ci può essere un incidente, ma che tu dai un calcio a una persona di 80 anni e lo fa andare a sbattere contro una macchina, tu sei un disgraziato, sei un delinquente dove devi andare in galera e buttare anche le chiavi. E fine pena mai, perché una persona di 80 anni tu dovresti avere rispetto, perché gli spiego, se ho un incidente che investo una persona e gli faccio male o lo uccido, posso anche giustificare, è stato un incidente. Ma uno che gli dà un calcio di proposito per farlo andare a sbattere contro una macchina, quella non è un incidente, quello dovrebbero metterlo in galera per tentato omicidio, ma siccome qua in Italia li lasciano liberi, ma li lasciano liberi e c'è un'impunità incredibile, perché questi dicono non hanno nulla da perdere, non deve essere così, devono avere qualcosa da perdere, la libertà, devono perdere, facciamo carcere, li mettiamo anche 10.000 carcere sopraffollate, non me ne frega niente, non fai reato, così non vai in galera, se fai il reato vai in galera, non me ne frega niente a me che ti devo dare le cure, ti devo dare i spazi, non me ne frega, la libertà, tu quando hai commesso un reato così, la libertà tua non vale niente. Grazie Sebastiano, l'ho visto anch'io veramente questo gesto incredibile, ma proprio senza senso, ma veramente una cosa, io sono veramente che certi ragazzi devono essere inquadrati, non c'è niente da fare, non penso mica sai con la galera, io penso con un lavoro serio, un lavoro però di fatica, di sudore, un lavoro di valori che fai capire il rispetto, cosa vuol dire rispettare. Voi avete sentito che avevamo portato un progetto molto importante proprio per recuperare questi ragazzi. Il progetto è stato cestinato, non gliene frega niente, perché vedi, per portare avanti certi progetti bisogna avere il coraggio di agire, di fare, di metterci la faccia. E il problema è che l'adulto non ha questa voglia di fare, è qua il grande problema. Non hanno la voglia di mettersi in gioco e allora trovano 1000 escamotage, progetti che non portano a niente, li vediamo, e sono aumentati sempre di più questi ragazzini, alzano sempre di più l'asticella, tanto qual è il problema? I genitori li conosco, so bene o male cosa mi capiterà. La legge mi protegge in qualche modo, tutto sommato farò qualche percorso educativo, io li faccio, perciò so di cosa parlo. E allora cosa facciamo, dottoressa? E invece i valori sono altri. Assolutamente. Ecco, dovrebbero andare a visitare i ragazzi di Crash Montanà, dovrebbero vedere la realtà, toccarla con mano, cosa vuol dire veramente il dono e la bellezza del dono. Eppure ieri io ho avuto un professore, un grande professore, giovane ma molto in gamba, che lui ha recuperato questi ragazzi. Proprio con la cultura. Infatti, infatti secondo me è questo soprattutto, e mi occupo di comunicazione, però assolutamente non bisogna non sottovalutare anche il discorso della rete dei social. Ormai se si guarda, diciamo, questo strumento che potrebbe essere sicuramente ha tanti lati positivi, però è diventato un po' dove si esprime rabbia, quindi loro che vivono nei social, questi giovani, diventa uno strumento pericolosissimo, perché loro è solo aggressione, basta vedere anche episodi molto semplici dove poi invece si scatena questa rabbia, che si diffonde, quindi è un problema che va al di là proprio quindi poi mancanza di valori, proprio anche la famiglia diversa, proprio c'è un cambiamento. Non sempre, però. E quindi anche loro giovani, mi sento di non dire che sono vittime, però è anche colpa dell'adulto, secondo me, di questa società. Manca. E così, ecco, poi dopo ci sono casi in cui, tipo appunto Crans Montanà, o dove c'è il giovane ferito, allora lì si riscopre la solidarietà. Però bisogna toccarci, bisogna farlo vedere, bisogna essere sul campo, quindi andare
sulle cose, mi viene da dire, reali e non soltanto virtuali, e quindi ecco, diciamo, i due aspetti purtroppo dei nuovi strumenti di comunicazione. Allora andiamo da Roberto a Salzano e poi andiamo in pubblicità. Vai Roberto! Buongiorno e vi ringrazio per la vostra trasmissione. Vorrei fare un punto sul discorso delle donazioni. Diciamo che per le donazioni si dovrebbe parlare con i giovani nei posti dove ci sono i giovani, prima di tutto nelle scuole, negli stadi, nei concerti, in tutti quei posti dove i giovani si ritrovano. Le istituzioni dovrebbero trovare un sistema in cui i giovani dovrebbero sentire e vedere cosa succede quando, cosa serve il dono. Quindi parlarne fra noi non serve a niente. Io faccio parte di un'associazione dell'Avis in cui vediamo ultimamente che c'è un distacco importante verso le donazioni. Quindi vorrei trovare un sistema in cui andare sui posti dove ci sono i giovani. Volevo dire solo questo, la ringrazio, buona giornata. Grazie a te Roberto, ti risponderemo subito dopo la pubblicità. Allora siamo con la dottoressa Vici. Dottoressa Vici, ci racconti anche nel futuro cosa intendete fare, come intendete muovermi, perché la comunicazione è fondamentale per capire di non aver paura di donare. Ecco, questi tessuti che sono fondamentali, però bisogna capire, bisogna conoscere. Prego. Allora, diciamo come comunicazione questo ultimo periodo l'indicazione è quella di essere soprattutto sul territorio. La storia della banca nasce noi nasciamo come un semplice reparto all'interno dell'azienda ospedaliera ULSS 2, poi siamo diventati una fondazione nel 2011, sono stati anni molto impegnativi perché abbiamo costruito una sede che rispondesse al massimo a quelle che erano le esigenze di sicurezza previste dalla norma, quindi anni impegnativi. Ora abbiamo questa bellissima sede che è fuori dall'ospedale di Cafoncello. E da 2 anni a questa parte abbiamo un nuovo CDA, abbiamo come presidente il professor Palù che salutiamo, e la sua visione naturalmente è quella di andare oltre nel senso una visione che va verso la ricerca, e la ricerca, non siamo un'università, quindi la ricerca per noi vuol dire anche investimento in risorse umane, in tecnologia, in studi, in progetti. Ed ecco che quindi diciamo siamo più impegnati in questo modo a uscire un pochino a quello fino adesso che eravamo rimasti dentro il nostro diciamo perimetro, proprio per far vedere quanto sia importante l'attività della donazione, e quindi ecco che abbiamo organizzato un bellissimo concerto con la Sparkling Swing Orchestra diretta dal maestro Gilberto Giusto al Teatro Comunale. Abbiamo fatto sold out, è stata una serata molto bella dove abbiamo unito musica e valore della Poi donazione. Ci sarà la sorpresa, ma non ve la diciamo, vero dottoressa Vici? Per ora no. E quindi che cerchiamo di stare molto sul territorio. E nel momento che abbiamo iniziato a farci conoscere, abbiamo notato di quanto poi dice, ma caspita, siamo a Treviso e c'è una realtà, perché non è con un po' di orgoglio, sì, però sicuramente è la prima banca in Italia, adesso è una banca multitessuto, cioè una banca che riesce a conservare e a distribuire più tipologie di tessuto, quindi noi siamo in contatto con tantissime aree chirurgiche, dalla cardiochirurgia all'ortopedia, alla chirurgia vascolare, alla maxillofacciale, alla chirurgia plastica, e sempre di più, sempre più aree diciamo interessate, e quindi ecco che per noi è fondamentale di anche proprio farci conoscere, e quindi anche organizzare eventi, tipo adesso a Treviso c'è questa iniziativa che è Noi siamo Treviso,
dove con diciamo, l'idea di Giovanni Vecchiato, che è un fotografo, sta fotografando, c'è stata una settimana in cui sono stati fotografati in Piazza dei Signori tutti i volti dei trevigiani, e oggi pomeriggio alle 17:30 ci sarà l'inaugurazione di questa bellissima mostra, perché tutti i volti di queste fotografie stupende saranno esposte al Salone dei 300, e lì poi le persone, i trevigiani che sono stati fotografati mi pare dal 9 o dal 10 di luglio, vanno, si staccano la loro foto bellissime, e se la portano a casa. Ogni anno vogliono in qualche modo, c'è una raccolta fondi per qualche associazione di volontariato o meno, e quest'anno hanno voluto devolvere a noi, alla Fondazione Banca dei Tessuti. Quindi è nato stessa cosa anche con l'associazione Botteniga, e stiamo programmando per i primi di settembre una corsa, camminata / corsa, lungo tutte le rive del Botteniga. Quindi ecco che anche la presenza sul territorio diventa fondamentale per far conoscere delle realtà che molto spesso non vengono conosciute. Rispondere anche al nostro Roberto da Salzano, che diceva dovete andare più nelle scuole ci siamo già da anni, però dobbiamo spostarci anche oltre. Nel territorio, quindi cerchiamo in tutti i modi, con le nostre forze, non siamo un'associazione di volontariato, quindi non è siamo noi, però la rete è fondamentale, e quindi ecco che massima disponibilità a collaborare, e quindi anche iniziative come queste, e anche quando abbiamo organizzato una camminata sempre con l'associazione Botteniga, la passeggiata per la vita ai primi di giugno, è stata occasione per parlare di questa cosa, e giustamente molti dicono caspita, ma a Treviso esiste una realtà così, sarebbe bello saperne di più. E quindi con le nostre forze il nostro progetto è quello di sempre di più essere sul territorio e cercare di diffondere quello che è il valore del dono. Allora, professor Merigliano, invece con lei continueremo a parlare di questi diversamente giovani, e soprattutto l'importanza di accompagnare queste diversità fragili, perché sono molto fragili quasi tutti, a parte l'università della terza età. Io ho sentito dei numeri pazzeschi, veramente la curiosità di continuare a imparare, a vedere. Io ho avuto un ipovedente quasi novantenne, ecco, avevo anche il direttore dei musei civici di Venezia, il dottor Beglieni, e che l'ha invitato, e lui ha detto la prima cosa che farò è venirla a trovare. Ecco, la voglia di vedere, nonostante ecco, questo problema che ha, ma io sono convinta che la pelle invecchia, come ha detto lei, però gli occhi, gli organi dentro, se funzionano, il cervello funzionano alla grande, la voglia di conoscere ti fa capire che sei vivo, che vuoi ancora imparare. Cosa vuole dire a quelli che non hanno ancora capito l'importanza di questa persona, di questa figura, che veramente se siamo così bravi, io lo dico sempre ai grandi, è merito loro, dei loro sacrifici, del loro impegno, del loro buon senso che manca a tanti. Abbiamo i 5 sensi, ma in questo periodo manca il buon senso. Prego, professore. Ma vedi, se noi andiamo a vedere un pochettino l'evoluzione della medicina e della situazione sociale, 30 anni fa una persona di 60-65 anni aveva un'aspettanza di vita molto bassa, l'aspettativa di vita era intorno ai 66-67 anni, e la vita, che era stata anche vissuta vicino a una guerra, un dopoguerra, eccetera, aveva portato ad una fragilità fisica e anche psichica. Oggi ci troviamo di fronte a delle persone che hanno un'aspettanza di vita di 86, 87, 88 anni, ma che arrivano a questa aspettanza di vita in discrete condizioni fisiche, e quindi ancora di più richiedono di essere coinvolte in un aspetto culturale, sociale, umano, la curiosità. Citavi l'università della terza età, ma i congressi, i concerti, i musei. Se tu vai molto spesso a vedere nei musei, io abito vicino qui a un museo padovano, il museo di Via Zabarella, e sapessi quante gruppi di persone anziane lo vanno a visitare, si prendono la guida, perché dobbiamo tener conto che la società si sta trasformando in un percentuale di persone anziane che non sono al fine della vita,
ma sono ancora una ricchezza, possono essere una ricchezza per tantissime cose e dobbiamo trovare gli strumenti per coinvolgerle. Quello che hai detto prima, ci sono persone che hanno voglia di partecipare, di studiare, di leggere, quindi noi purtroppo ci troviamo di fronte, purtroppo per fortuna, ci troviamo di fronte ad una rivoluzione culturale, che è la rivoluzione culturale di una società in cui il 20-25% delle persone è fatta da anziani e quindi dobbiamo trovare un modo per coinvolgerli, per farli vivere, non solo per farli vivere fisicamente, ma anche per farli vivere, vorrei dire, culturalmente, psicologicamente. Ecco, dobbiamo risvegliare tutte queste sensazioni ed è importante, sono una risorsa. Se noi ci rendiamo conto che queste persone sono una risorsa e non sono un peso, forse potremmo avere un diverso atteggiamento. Questo è importantissimo. Vede, professor Merigliano, io da un bel pezzo leggo i libri, leggo anche questo libro, Il leone alato. E se qualche volta sbaglio, pensate che non l'ho mai letto. Ecco, quando leggo è la prima volta che leggo. E cosa succede? Quando sono partita con la lettura dei libri, qualcuno mi ha detto: cosa vuoi leggere al mattino, i libri? E invece è un successo enorme, perché è una compagnia. Li coinvolgo con libri un po' particolari, ad esempio questo bambino che diventa grande, un grandissimo ingegnere, ma perché è aiutato dal nonno. Il nonno che ha capito l'importanza della creatività di questo nipote e lo supporta nonostante i genitori contrari, perché lui ama gli aerei fin da piccolo e il nonno anche economicamente lo aiuta. Fa il primo volo assieme al nipote perché si fida nonostante non abbia mai volato. Ecco, sono libri che coinvolgono, che parlano di valori. Mi dicono: cosa parli di aeroplani, di aeroporto? Ma qualcuno non ha capito niente ed è una compagnia, perché si medesimano nella persona che io leggo, l'importanza della lettura. Non è vero che non vogliono ascoltare, è che qualcuno non ha più tempo. Io invece Mirella il tempo lo trova sempre, qualcosina, una paginetta al mattino. Però piace, seguono, vuol dire che è importante per loro, è una compagnia. Allora, professor Merigliano, con la parola compagnia, come ci saluta? Ma ti saluto intanto ringraziandoti, perché sono sempre belle queste chiacchierate e speriamo che lasciano anche dei messaggi. E io ti chiuderei dicendo che come sempre sono moderatamente ottimista. Dobbiamo spingere e ritornare ad una civiltà, ad una cultura, ad una società di valori. Anche prima quella persona che diceva carcere, no, dobbiamo prendere queste persone e capire che non hanno probabilmente avuto una famiglia degna di questo nome, che non hanno avuto un'educazione degna di questo nome e quindi noi dobbiamo ripartire nel dare ai giovani e anche ai non meno giovani una speranza di una società migliore. Una società basata sulla cultura, sulla speranza, su dei valori, come hai detto prima. Valori che a volte misconosciamo ma che in realtà sono fondamentali. Grazie veramente, grazie professor Merigliano di essere stato con noi, mentre la dottoressa Daniela Vici, che è la responsabile della comunicazione della Fondazione Banca Tessuti del Veneto, rimane con noi. Grazie professore, buon lavoro e sempre grazie. Pubblicità. Abbiamo anche ospite questa mattina, perché c'è stato questo dramma sul Piave, Cristiano Mosole, sindaco di Breda di Piave, che purtroppo ha vissuto questo momento terribile e ha detto: è colpa anche mia, è colpa nostra, non si è nascosto, non si è tirato da una parte, però bisogna fare qualcosa, non si può continuare così, non puoi pattugliare il Piave con la protezione civile e quelle forze sono poche, non bastano, è enorme, anche perché la gente esce da tutti i cespugli, cioè non riesci più a capire i cartelli, gli stranieri non li leggono, no, non li leggiamo neanche noi, neanche voi li leggete. Perché è così, non siamo abituati a leggere. Io leggo intanto, a volte sbaglio, ma è la prima volta che lo leggo, qualche sbaglietto può anche succedere. Allora, cosa vuole dire questa mattina, Sindaco? Allora, intanto, buongiorno a tutti, grazie Mirella dell'invito. Ma io ribadisco quello che ho detto. Allora, certo, partiamo dal presupposto che il Piave non è balneabile. Questo lo ha sancito la Regione sul decreto ministeriale per
un semplice motivo, perché passa un messaggio anche sbagliato a volte. Il Piave non è balneabile, dicono, per la pericolosità. Il Piave è pericoloso, lo sappiamo, come tutti i corsi d'acqua, soprattutto a carattere torrentizio, ma il Piave non è balneabile perché la Regione ha deciso che su tutti i corsi d'acqua non avrebbe fatto gli esami di qualità dell'acqua, a differenza di mare e di laghi. Quindi questo è il concetto di non balneabilità. Siccome è insindacabile, però siccome vediamo che cartelli, avvisi, pubblicità social, eccetera, giustamente dicevi, nessuno legge i cartelli, nemmeno quelli stradali, nemmeno di no, le tragedie succedono. E le tragedie possono succedere tanto a chi non parla bene la nostra lingua quanto a chi la parla benissimo, perché è inutile che ci riempiamo la bocca. Ho letto commenti sui social, vabbè, non mi esprimo, ma può capitare a chiunque. Allora io dico, vogliamo continuare a permettere che accada questo o proviamo a fare qualcosa che ci aiuti? Non risolverà il problema sicuramente, ma almeno dare la possibilità di avere degli spazi sempre di libero accesso, perché ho detto anche questo, mi hanno detto che io voglio privatizzare, che voglio fare business, e ho detto perché dovete pensare? No, il Piave rimane libero di libero accesso, però se noi lo attrezziamo, diamo dei servizi, e in questi servizi che uno può decidere se cogliere o meno, mettiamo anche delle persone a mero titolo di volontariato, piuttosto che al momento del tuo ingresso ti dicono guarda che il Piave non è balneabile, guarda che il Piave è pericoloso, mi raccomando, ti avvisiamo, e dopo vengono a vedere che effettivamente tu rispetti questo, oltre al fatto che avere aree attrezzate, siccome a me tutti i cittadini lamentano abbandono di rifiuti, altre situazioni soprattutto la sera quando cala il sole, di spaccio o altro, se l'area attrezzata è presidiata, ma non privata, non privatizzata, io voglio chiarire questa cosa, no, io voglio semplicemente che il territorio sia in ordine, che sia, come mi chiedono tutti, che sia curato e che sia magari anche sicuro sotto ogni punto di vista. Allora questa è una proposta che porto avanti dall'anno scorso, ma che si scontra con i vertici, non tanto quelli regionali, ma con l'autorità di bacino. È là il problema. Siamo là, e da là non ci schiudiamo. Ma allora per questo io ho detto, non punto il dito contro nessuno, contro tutti se vogliamo, ma per primo contro di me, perché forse fino adesso sono stato troppo morbido e politicamente corretto. Adesso basta, perché io sono stanco di vedere, stanco come tutti, non voglio più che nessuno ci rimetta la vita. Allora andiamo a vedere il servizio sindaci divieti Piave, andiamo a sentire. Cordoglio per quanto è successo ieri, per Ben, per la sua famiglia, per l'ennesima tragedia che abbiamo vissuto e subito proprio per questo, perché sì, l'anno scorso abbiamo fatto dei tavoli che poi hanno smosso qualcosina quanto a controlli, ma in realtà siamo ancora appunto a capo quest'anno. Non usa mezzi termini il sindaco di Breda di Piave, uno dei comuni con il più alto tasso di affluenza di persone che si recano al Piave nei mesi estivi. Dopo anni di richieste d'aiuto alle autorità competenti e preposte, che vanno oltre alla possibilità dei singoli comuni di presidiare le zone interessate, il sindaco chiede che si intervenga in modo deciso, non tanto per limitare gli accessi, ma per fare in modo che le persone che arrivano sulle sponde del fiume siano in qualche modo controllate e informate sui rischi. È il momento di non essere più, per come la vedo io, politicamente corretti. È ora che tutti ci assumiamo le nostre responsabilità, e non sto puntando il dito contro nessuno, lo punto prima verso me stesso, perché forse sono stato troppo pacato nei miei toni, adesso è ora di finirla. Mi assumo la responsabilità e tutti gli enti sovraordinati soprattutto devono assumersi la propria responsabilità. Basta vedere cosa c'è alle mie spalle, qui siamo a Saletto, un sacco di auto, un sacco di persone, incontrollato, ci sono i cartelli sì, ma non solo a balneazione eccetera, c'è il divieto di accesso eppure si entra, c'è il divieto di far fuoco eppure si va, non riusciamo a presidiare, è domenica, non abbiamo nemmeno personale, quindi o facciamo veramente qualcosa o continueremo a piangere persone. Però a questo punto qua dico che queste morti porteranno dei nomi e dei cognomi, anche il mio, come ho detto, non punto il dito contro nessuno, ma contro tutti e prima di tutto verso me stesso. L'appello affinché una zona come quella a cui si accede da Via del Passo a Saletto diventi un luogo con pochi ma efficienti servizi, tra cui dei volantini consegnati al passaggio con l'auto in cui vengano segnalati rischi e divieti che vigono sulle rive. Nasce dunque dall'urgenza la collaborazione tra i sindaci dei comuni rivieraschi. Siamo nello stesso punto a distanza di un anno e sembra quasi che l'esperienza non insegni.
come amministrazioni stiamo ragionando su un asse comune trasversale che possa prendere tutti per dei cartelli di divieto di balneazione come richiesto, però ci deve essere un coordinamento che va al di sopra per poter dare un'immagine e una regola certa e trasversale su tutti i comuni. Appelli che coinvolgono non solo il Piave ma tutti i fiumi, torrenti e piccoli laghi del territorio. Nelle scorse ore si sono susseguiti i malori. Un ragazzo residente a Cimadolmo è stato colto da malore nel torrente Meduna a Tramonti di Sopra, Pordenone, dopo aver fatto il bagno. Primi ad arrivare sul posto i vigili del fuoco che hanno imbarellato il ragazzo nell'attesa dei soccorritori di Maniago del soccorso alpino che non senza difficoltà hanno dovuto riattraversare il torrente e raggiungere la riva con il ferito. Il giovane è stato consegnato alle cure poi del personale sanitario, le sue condizioni attualmente restano gravi. Allora io saluto e ringrazio anche Lucia Scatolin, Presidente Città del Dono. Buongiorno Presidente, grazie, mi scusi se l'ho fatta aspettare ma questa mattina siamo in tanti anche con delle problematiche non da poco, come non so se ha sentito cosa ha raccontato il Sindaco, perché dobbiamo fare prevenzione in qualche maniera. Intanto unire le forze, come si diceva prima con la dottoressa Vici, bisogna far capire, comunicare sempre di più, fare squadra, perché sarà anche il profondo sud, ma qua abbiamo un profondo nord, caro Sindaco, ma un profondo nord di quelli non ne parliamo, tutti divisi, ognuno fa il proprio orticello e ciao. Invece non si può più andare avanti così, bisogna unire le forze su temi importanti, quello che è anche la donazione. Prego Presidente. Sì, buongiorno a tutti, buongiorno Mirella, grazie dell'invito, saluto i telespettatori, le telespettatrici e gli ospiti in studio. Allora, io sono assessore del Comune di Zero Branco ai servizi sociali e vice sindaco e ringrazio ovviamente dell'invito perché la tematica è molto importante. Allora, il 4 ottobre del 2023, in occasione della giornata nazionale del dono che è stata istituita nel nostro paese, in Italia, dal 2015, a Zero Branco abbiamo creato questo progetto che si chiama Zero Branco Città del Dono e unisce questo protocollo che è stato siglato dall'ADMO regionale Veneto, dalle sezioni di Zero Branco, di Avis, di Aido e ovviamente dal comune di Zero Branco. A questo primo protocollo nel 2024 si è aggiunta l'AIL, sempre di Zero Branco, e queste associazioni, pur mantenendo ciascuna la propria specificità, collaborano assieme affinché il messaggio della donazione, quindi della cittadinanza attiva e consapevole, possa arrivare a tutti, a tutta la comunità, alle scuole, quindi gli istituti scolastici, le società sportive, le altre associazioni, in modo tale che il progetto del dono sia sempre presente. Una delle prime declinazioni di questo progetto Città del Dono è stata la divulgazione della locandina che unisce appunto tutte le associazioni del dono, e la locandina è stata creata proprio da Daniela Vici, dalla dottoressa Vici, che è lì. Eccola qua la locandina. Ho detto speriamo di avere la locandina, speriamo. C'è, eccola qua. Sì, prego. La Daniela la conosce bene, l'ho ringraziata, certo. La ringrazio ancora. Grazie. Perché la comunicazione che facciamo tramite questa locandina è una comunicazione molto importante. E quindi diciamo che questo progetto, che continua è continuato nel 2025, quando tutte le associazioni della Città del Dono si sono riunite per fare una cosa un po' diversa. Hanno finanziato, anche tramite associazioni sportive, un progetto, uno spettacolo teatrale dal titolo Stupefatto, che riguarda l'uso e l'abuso di droghe, e è stato fatto in 2 momenti. La mattina, era il 24 aprile, la mattina per i ragazzi delle scuole medie e alla sera per tutta la comunità. Quindi dei progetti, delle iniziative che vanno anche oltre
la singola mission di ogni associazione. Ecco, questo è veramente importante. E tra poco ci sarà un concerto qui a Zero Branco il 10 luglio nel quale sarà presente l'orchestra di Gilberto Giusto, che ancora una volta si spende per tutte le iniziative del dono. Quindi insomma una sinergia nella comunità che sta piano piano nascendo, ma che porta frutti molto importanti. Questa iniziativa del 10 di luglio è stata pensata da Impresa.0, che è un'associazione che mette assieme imprenditori, e quindi c'è anche il mondo imprenditoriale assieme alle associazioni del dono, assieme al comune, insomma una bella sinergia tra tutti. Intanto colgo l'occasione per salutare il sindaco di Zero Branco, che molte volte è ospite qui a Sveglia Veneti. E sa cosa dico? Grazie. E lo dico anche alla dottoressa Vici, ma anche al sindaco Mosole, che quando incontro sindaci giovani, visto che i giovani, dice tutti bravi, uomini, donne, cioè hanno quella marcia in più per capire come muoversi nel territorio. Nel senso che il sociale, ad esempio, lo sport, la cultura sono i primi posti. Cosa che non mi succedeva, devo dirlo, cioè sarà anche passai un poco poveretti, perché cioè, a una certa età si dice fanno le stesse cose, ripropongono, mentre il giovane ha quella marcia in più perché forse ragiona con un modo di vivere diverso, con esigenze diverse. E sa quali sono le esigenze dei giovani? La musica, lo sport, la cultura. Quello che manca, sfortunatamente è il dono. Qua non ci siamo proprio. Allora, o iniziamo a capire che forse dobbiamo coinvolgerli di più e cambiare il sistema, perché la lezioncina in classe ormai è liga stufai. Io ho avuto anche San Patrignano, ha detto guarda Mirella sì andiamo, ma se ne becchi uno che ti ascolta è tanto, l'hanno detto le mamme che vanno nelle classi. Bisogna intrigarli in maniera diversa, farli toccare con mano e diventare loro le persone che agiscono, che si mettono in prima linea per fare quello che decidono di fare, perché io penso che con 800 quasi associazioni di volontariato, vuoi vedere che oltre la Croce Rossa e l'ambiente non ce n'è qualcun'altra che magari li intriga, però non è che arrivano da soli, bisogna andarli a prendere, specialmente quelli che sbagliano, sindaco. Loro devono imparare per primi. Loro devono mettersi, altro che portare a spasso il nonnino, che sono contraria io, ma me lo dicono anche loro, gli studenti che ho avuto. Hai ragione Mirella, non risolviamo niente, non è questo il sistema. Loro lo dicono gli studenti, devono pagare lo sbaglio che hanno fatto, ma pagarlo però non andando a spasso, che io trovo il nonnino da una parte e loro col telefonino da un'altra. Cioè sindaco, anche voi dovete alzare un po' l'asticella con questi ragazzi. Ho capito che la legge prevede, allora la legge prevede, pensate voi, che se un minore non vuole fare sport, tu non lo puoi obbligare. Bello questo, me l'ha detto un giudice, sono anche uscita quel giorno, ho sbagliato stanza, mi scusi giudice. Ma perché? Allora tu lo obblighi però a portare la borsa della spesa, che non risolve il problema con determinati ragazzi, non è quello il sistema. Cioè ognuno deve fare in base al reato che ha commesso, perché hanno commesso reati, non è che non hanno commesso niente, e devono fare un percorso in base al reato che hanno commesso e nella maniera giusta e controllati, perché non gira mica tanto così, ma io lo dico apertamente, io lo faccio e lo dico quando le cose non vanno, chiamo e dico ma cos'è sta storia? Allora sindaco, voi siete responsabili della salute dei cittadini, cosa dice? In base anche a quello che ha detto anche l'assessore e la presidente della Banca dei Tessuti, perché guardate che se non date un giro di marcia non si va da nessuna parte, guardate che stanno aumentando i numeri di questi ragazzi, ne fanno sempre di più. Ha visto lo spintone all'anziano che hanno dato, che è caduto per terra? Questi alzano sempre di più l'asticella, non si rendono neanche conto del gesto che fanno, non si rendono conto. La droga che li annebbia gira a tonnellate, la droga, l'alcol, la droga gira a tonnellate. Quello è il problema, chi viene a controllare il banco di Amirella in provincia, veda se ho le carte giuste. Cioè, no, perché funziona così, no, per carità, perché vengano tranquillamente. Però mi sa che i controlli andrebbero fatti anche da altre parti. Il sindaco, prego. Allora,
Intanto progetto bellissimo, questo di Zerbranco. Infatti io dico sempre, quello che è bello, nei limiti del possibile ci cerca di replicare, che non vuol dire copiare, spudorare, oppure dico sì copio, perché mi piace, quindi avendo anche insomma, non magari la presenza di tutte queste associazioni, però l'Avis c'è sicuramente e si parla comunque di dono, quindi bello, complimenti davvero a Lucia e a Luca, il mio collega, ma comunque a tutta Zerbranco. Poi sì, c'è questo tema di ragazzi che sì, c'è chi abusa, ma c'è chi lo fa anche senza abusare, semplicemente perché ormai quella che una volta per noi era solo la televisione, adesso c'hai i cellulari, le applicazioni, c'hai tutta l'onniscienza che passa di là, vedono e devono sentirsi, per sentirsi grandi, devono fare magari la bravata, che vuol dire spargermi le cicche per il parco, oppure una cosa molto più grave che è spingere un anziano o anche di più. C'è un tassello che manca, che è quello che notiamo, la famiglia. Una volta la famiglia interveniva prima che tutti gli altri intervenissero, ma in prevenzione, e tu l'errore lo commettevi se veramente eri borderline o oltre. Adesso la famiglia non interviene prima, non interviene dopo, se non in termini protettivi, e va a complicare ulteriormente le cose rispetto a quello che è un dettame normativo che comunque ci mette, non dico che ci lega le mani, ma quasi, perché obbligare, noi non possiamo obbligare nessuno, salvo che non lo decida un giudice. Certo. Quindi cosa si fa? Si cerca di parlare con questi ragazzi. A me è successo un caso recentemente, una sciocchezza rispetto a tante altre cose, però fastidiosa, cioè dei ragazzini che nel parco scoppiavano petardi. Che li ho presi la prima volta e ho detto, una volta vi ho presi, la seconda, attenzione, li ho ribeccati la seconda volta e ho detto, adesso cosa facciamo? O proponete voi come rimediare, e se no ho detto... E cosa hanno proposto? Di tenere tutto pulito il parco per tutta l'estate. Spontaneamente. Io avrei fatto tutto l'anno sindaco, più che tutta l'estate, di la verità. Questo fare fatica una volta all'anno mi dà anche fastidio, di la verità. Però... Cioè, questi devono fare fatica tutto l'anno, 365 giorni all'anno. No? Hai ragione, ma si sono proposti loro e io ho accettato, perché potevano anche dire niente, procedi pure, perché tanti ti affrontano anche così. Sì, no? Sì. No, e invece hanno detto no, capiamo, guarda, non sbagliamo più. Li faccia lavorare tutto l'anno, che fa bene, prendono anche un po' di manualità. È che d'estate non hanno nulla da fare se non i compiti. Durante l'anno c'hanno scuola e ma pensa, che ho diversamente agili che vincono le medaglie d'oro. Sì, hai ragione. E vanno a scuola e quando escono di casa trovano 1500 problemi, eppure dicono che si fa tutto, che non c'è problema, sempre sorridenti. Con sta storia i poveretti hanno da studiare. Hai ragione. Qua subentra il mio essere papà. E torno al discorso dei genitori, quindi hai ragione, tutto l'anno. Sentiamo che cosa dice la dottoressa Vici, la comunicazione per quanto riguarda i giovani. Prima abbiamo parlato diversamente dei giovani, ma quei giovani quanto importante è la comunicazione, è fondamentale, quella che deve arrivare però. È fondamentale, quindi penso che poi alla base di tutto devono essere parole ma che riescono a trasmettere anche, cosa dire, valore e passione, no? Perché sì, ok, è difficile coinvolgerli, perché molto spesso manca proprio l'esperienza e di quindi la passione. Quindi anche ritornando un pochino sul tema donativo, sono d'accordo vedi, ti accorgi che quando toccano con mano un'esperienza negativa o positiva, vedi che la risposta è completamente diversa. Quindi comunicazione vuol dire anche coinvolgimento che non siano solo parole al vento, ed è fondamentale. Mi riaggancio anche al progetto di Lucia, che saluto con affetto, perché anche qui è stato un'idea, anche qui l'importanza della sinergia, quindi di tante menti, ed ecco che insieme probabilmente si va ancora più lontano, e quindi anche proprio di poter trasmettere attraverso strumenti. Con Lucia abbiamo organizzato, ad esempio, ormai sono passati un po' di anni, ma secondo me è stata un'esperienza molto bella, anche qui un concerto che ha visto coinvolte una band di giovani,
bravissimi, che hanno fatto tutto un tributo a Fabrizio De André. Quindi Fabrizio De André comunque è qualcosa che può dire di vecchio, ma interpretato dai giovani, i giovani che l'hanno scoperto. Quindi è anche qui l'esperienza. Hanno fatto l'esperienza di quello che è, a mio avviso, un grandissimo poeta, e hanno interpretato, e penso che Lucia in questo mi possa dare conferma, ed è stata una serata bellissima. C'era il sindaco e noi presente, penso anche lui giovane, e penso che anche lì lo vedevamo particolarmente coinvolto, è vero, come un po' dico, tutti allora, presenti. E anche lì Zero Branco ci ha supportato in questa cosa, ed è rimasta un pochino veramente per noi un bellissimo ricordo, proprio per la presenza soprattutto dei giovani, con i giovani che suonavano. Quindi ecco, farli toccare, e in quella serata si è parlato anche dell'importanza della donazione del trapianto, quindi in qualche modo anche loro un po' una scoperta, perché molto spesso allora chiediamo anche Presidente Scatolini, solo un momento, volevo chiederle una cosa, mi sente? Sì, Presidente, volevo chiederle una cosa, e poi anche per condurre questo filo di Arianna. Eppure questi ragazzi i segnali li danno, ad esempio la musica sarà anche la loro musica, ma basta vedere i concerti, i numeri che fanno, perciò i segnali di quello che gli interessa loro li danno. È qualcuno che non li ascolta, e io sono convinta che dobbiamo emozionare questi ragazzi. Ad esempio, anche quando vengono qui davanti alle telecamere, sa cosa ho scoperto? Che li emoziono quando all'improvviso gli dico ai nonni, sì, saluti i nonni. Ah, assessore, non le dico, diventano tutti rossi, si emozionano. Sì, che bello, ciao nonno, ciao. No, come si chiama il nonno? Ah, sì. Cioè, bisogna emozionarli, ma con dei valori. Cioè, il nonno è diventato un qualcosa che qualcuno è un oggetto. No, chi è il nonno? Ah sì, il nonno. Però quando fai questo nome, il nonno, diventa qualcosa di importante per chi ce l'ha, e anche per quelli che ce l'hanno lontano. Non è che dobbiamo iniziare a mettere insieme tutto questo puzzle, la cultura, la musica, il diversamente giovane, il fragile, e noi facciamo la mostra, io ci sono, con le fragilità, questi genitori che sono sconvolti, assessore, perché i figli non riescono ad andare al lavoro nonostante abbiano diplomi, sono bravissimi, non li vogliono, mi dicono i sindacati, non vengono assunti, non ci sono i numeri, nonostante le aziende abbiano delle agevolazioni importanti, perché hanno paura di rallentare, che non siano all'altezza della situazione. Non è vero. Assessore, quante cose c'è da fare, e invece si va a fare delle cose che magari non servono, che non riportano a niente. Prego, Assessore. Sì, scusate, volevo collegarmi a quanto ha detto Cristiano, il sindaco Mosole, perché da pochi giorni, da una settimana, tutti i comuni dell'ATS VEN 09 abbiamo siglato questo importante progetto che si chiama Habitat Giovani e che ha la durata triennale, quindi per 3 anni ci saranno tantissime attività proprio rivolte ai giovani, perché, come dici tu Mirella, finalmente i giovani sono stati ascoltati, quindi la cosa arriva direttamente da loro, dal basso, e quindi è stato fatto in sinergia con varie associazioni cooperative un progettone che li può accomunare tutti rispetto alle loro inclinazioni, alle loro volontà, alle loro iniziative. E quindi è un progetto che è stato presentato al Comune di Spresiano venerdì scorso, perché il Comune Spresiano è capofila, ma tutti i comuni dell'ambito sono collegati, per cui i frutti li vedremo sicuramente tra poco, e sono molto importanti, perché tutti i comuni si sono resi disponibili per questo tipo di progettualità. E quindi niente, volevo dire che anche il discorso del costituendo ATS VEN 09 sta prendendo forma rispetto a questo progetto che riguarda i giovani. Sindaco, ma avete messo dentro, scusi Assessore, ma avete messo dentro le fragilità in questo progetto che sta parlando
Sì, ci sono le fragilità. Come mai i genitori non sanno niente di questo progetto, Assessore? È stato, ieri. come si dice, licenziato venerdì scorso, quindi ci sarà il momento in cui viene pubblicizzato, sì. Porta pazienza? Sì, porto pazienza. No, non porto pazienza, perché vi dimenticate sempre di invitare magari 2 genitori, due, non li ho visti, Sindaco, non c'erano. E non lo sanno. No, non è vero. Sì. Voi ancora l'inclusione, la parola che non dovrebbe esistere, perché quando parli di inclusione è già una barriera, vuol dire che hai escluso, che non dovrebbe esistere, non se ne parla. Abbiamo fatto questa mostra fatta dai genitori, io ci sono, titolo dettato da loro, da questi ragazzi. Fai vedere per cortesia, Andrea, le foto se riesci a trovarle, perché abbiamo questi genitori che sono disperati, Guardate che questi genitori sono disperati e molti non vogliono saperne di Eudo. Questa famiglia che ha adottato questi 3 bambini russi, ha portato a casa tutti e 3 i fratellini, tutti e 3 per non dividere, tra i quali Lisa, che non parla, sente ma non parla. Questa mamma non ha nessuna intenzione di metterla con i diversamente fragili o abili, perché dice: mia figlia ha solo bisogno della lingua dei segni. Non è che ha bisogno di chissà cosa, perché lei sente tutto, capisce, sa lavorare. Invece continua a dire che sua figlia è disabile, cosa che Mirella odia sta parola, solo pronunciarla mi vengono i brividi. Ma queste mamme sono escluse da tutto, loro non sanno mai niente, questi genitori non sanno mai niente dei progetti che presentate. Parlo in generale, adesso non è che mi rivolgo a Zero Branco o a... Però questi genitori, eccola qua la mostra, stiamo girando 20 comuni, no uno, itinerante, all'aperto, non al chiuso, all'aperto, perché così la gente vede io ci sono. Qui siamo a San Biagio di Calalta, domenica eravamo anche a Salgareda, adesso andiamo a Macerata, andiamo a San Zenone degli Ezelini, a Venezia negli alberghi. Cioè, ma questi genitori si devono mettere in prima linea per far capire che i loro figli esistono. Tanto è vero, il titolo è bellissimo, io ci sono. Siamo partiti da Treviso, siamo andati a Spresiano, Villorba, abbiamo già fatto 10 comuni. Ma Sindaco, adesso parlo in generale, anche all'assessore, non è che voglio colpevolizzare. Ma dovete iniziare a parlare anche con questi genitori, invitarli quando ci sono veramente questi importanti progetti che presentate, perché sempre dopo loro, mai prima, cioè sempre dopo, cioè lo so che vi metto in imbarazzo, ma Mirella ha coraggio di dire queste cose. Cioè questa Elisa, ecco, questa Elisa è la ragazza, come vi dicevo, che non parla ma sente, è deliziosa, e lei dice a sua mamma: ma io dove vado questa sera? Mia sorella esce, io mamma dove vado che non mi vuole nessuno? Oppure Davide che dice: papà, ma che fine farò io, papà? Quando tu non ci sarai, io dove vado, papà? Cioè, capite che Mirella ha coraggio di dire queste cose? Voi non le sentite mica, ste robe qua, Sindaco. Papà, naturalmente non voglio, lo sa, ecco che qua alla Mirella vengono le persone sensibili e capaci di capire. Perché voglio fare un passo in avanti per loro, poveretti, mi fanno una pena terribile. Il dopo di noi l'hanno creato i genitori, non la politica. L'hanno creato i genitori. Prego, Sindaco. Non mi metti in imbarazzo. Meno male. No, assolutamente. Anche perché, ti dico, cerchiamo di fare il possibile, a volte non arriviamo. Quindi lo dico tranquillamente, ma non è che per questo lasciamo indietro. Cerchiamo di recuperare. Bravo. Sono d'accordo con te, neanche io tollero la parola inclusione. Perché vuol dire che partiamo già dal concetto che qualcuno è di qua e qualcuno di là. No. Come... faccio fatica a concepire pari opportunità, ok? E per pari opportunità bisogna dare delle regole per fare... No, cioè, facciamo un passo in avanti, culturalmente. Allora vedrai che non si parlerà più di pari opportunità, perché ce l'avremo tutti, a prescindere. Anche perché una volta c'era una distinzione, adesso non tante distinzioni, quindi cerchiamo di essere tutti uguali, tutti simili e andare avanti. Siamo attenti un po' a tutto. Io adesso... quella che abbiamo fatto è stata una conferenza stampa, ma poi arriveremo a tutti. A volte è anche difficile far arrivare un messaggio, perché non sai che canale utilizzare tante volte. Comunicazione, eccolo qua. Ma infatti, sono d'accordo. Sono d'accordo. Bisogna trovare sempre gli strumenti e i canali giusti per arrivarci. Però, per dirti, parliamo di dopo di noi. Noi, insieme a realtà del terzo settore, abbiamo presentato un progetto a un bando ministeriale
che riguarda, come diceva Lucia, all'interno della progettualità ATS, quindi in condivisione con tutti, che riguarderà Breda. Io incrocio le dita perché se va in porto, però non dico niente di questo progetto. Sì, meglio sindaco, meglio andare piano qua. Perché, esatto, se va in porto poi ti dico, invitami che te lo presento e vedrai che... Sa perché? Perché io ho quasi tutti i sindaci con le mani nei capelli con sta storia di sti ATS. Vabbè. Cioè, no, ma lo dicono, non è che lo dice la mia, lo dicono loro. Sì, perché è partito qualcosina, ma pochissimo, è già 3 anni ormai che ne sentiamo questa. Però una fatica, perché in tanti mettersi d'accordo. Però la comunicazione, quanto importante è la comunicazione anche per far capire l'importanza della fragilità che deve essere trattata come normalità? È fondamentale, bisogna appunto, come diceva prima, trovare i canali giusti e le modalità, perché non è sempre scontato anche saper comunicare. Mi riaggancio un pochino anche al discorso della carta d'identità, e qui sono coinvolti anche i comuni. Cioè, le persone anche che sono deputate a fare la proposta, quindi l'operatore dell'anagrafico, diciamo, dell'ufficio anagrafica, molto spesso in maniera frettolosa, senza colpevolizzare nessuno, però è fondamentale anche di come viene proposta, la volontà o meno di voler donare, perché molto spesso si dice un foglio, lei vuole donare, qualcuno dice anche no, quindi c'è tutto un lavoro importante da fare di preparazione, di sensibilizzazione, e lì anche io dico, perché no appunto di preparare, perché no nel momento che poi adesso c'è tutto il rinnovo della carta d'identità che scade il 3 agosto con la carta elettronica, già il comune, siccome arriva la mail, no, in cui dicono lei ha preso appuntamento, perché non già prepararle le persone, dire in quell'occasione le verrà, in modo tale che uno arriva anche allo sportello e potrebbe a sua volta già sapere di qualcosa, perché anche viene un po' comunicato in maniera non colpevolizzando l'operatore, ma in maniera così improvvisa, senza una preparazione, ed ecco che sono aumentate le opposizioni, anche se il Veneto è, per carità, rispetto alle altre regioni d'Italia, da un punto di vista di opposizione un po' meno penalizzato, però secondo me è fondamentale la comunicazione, quindi anche già preparare in modo tale da arrivare poi in qualche modo avere un'idea di che cosa ti viene chiesto. Ma ha ragione, ma lo sa che arrivano telefonate dove chiedono ma sono proprio morto? Ma siamo sicuri che sono morto? Infatti c'è insicurezza anche, esatto, no? paura. Almeno, esatto, molto spesso gente, oppure gente anziana, faccio l'esempio anche di un amico di mia mamma che nonostante dice no, io ho detto di no. Ma come hai detto di no? Perché tanto sono vecchia, cosa prendo? Quindi non c'è l'informazione, invece c'è anche un novantenne che può salvare la vita a un'altra persona. Fino a che età si può donare? Allora, per quanto riguarda i tessuti c'è un limite che sono dai 65 ai 70 anni, poi dipende dalla tipologia di tessuto, ma perché poi c'è una, diciamo, in qualche modo una questione di sicurezza della qualità del tessuto stesso, mentre per gli organi non c'è limite. Avete sentito? Ripeto, ci sono esempi anche di un novantenne, naturalmente sono tutti test che vengono fatti, analisi, che però è riuscito a salvare più vite. Io sto pensando con quanta attenzione, perché lo so che sono a casa che ascoltano, stanno ascoltando questa trasmissione, perché li intriga, non sanno. Tanto è vero che mi ringraziano sempre dicendo grazie alla trasmissione ho capito qualcosa in più, compreso Rinaldo e tanti altri, perché hanno voglia di imparare, di capire, perché è come se loro non esistessero. Ecco, io ho cercato anche di far capire l'importanza di entrare nelle RSA, di spiegare, perché non tutti hanno l'Alzheimer. Ci sono delle persone che ancora hanno deciso di abitare in questi anche coausi perché per loro la comunità è importante, socializzare è importante, ma queste persone sono delle risorse. Dobbiamo metterci in testa che l'80enne, il 70enne, anche il 90enne, il professor Garattini viene sempre in trasmissione, cioè gira il mondo, veramente insegna delle cose incredibili per vivere bene, fa capire l'importanza dell'età che non è più l'età di una volta. È noi che dobbiamo fare il cambiamento culturale, perché non ci siamo proprio. Dobbiamo fare un cambiamento culturale tutti quanti. Sindaco, ormai basta, ci lasciamo. Con quale messaggio ci lascia? Oddio, dipende dal tema. Quello che vuole, scelga lei, allora, dalle morti purtroppo terribili. Rimaniamo sull'ultimo tema, perché effettivamente ha ragione nel pensare intanto di partire con una comunicazione quando si parla di rinnovo, dicendo, cioè cominciando già a seminare. Questo sì, tanto quanto, adesso non so se sia fattibile o meno, ma io
volentieri anche abbiamo organizzato un piccolo sportello di accoglienza all'ingresso del municipio, quindi se ci fosse personale che anche una volta alla settimana viene e fa informazione, Breda è a disposizione, quindi volentieri, piuttosto che o creare un evento ad hoc o anche inserirsi in uno degli eventi che abbiamo, non so, la festa dello sport, piuttosto che magari con un gazebo o qualcosa, quindi sinergia. Più che volentieri, quindi se ci mettiamo in contatto. Certo, volentieri. Tu che ho fatto bene a invitarti, signora. Sempre, Mirella. Un'altra cosa importante che volevo capire, Sindaco, cosa fare anche per questi diversamente giovani che non hanno la possibilità di spostarsi. Ecco, io ho detto che ho chiesto, prima raccontavo che ho chiesto a tutti i sindaci di fare un censimento delle fragilità, non so se gliel'avevo già detto, per vedere, ecco, io ho chiesto a tutti i sindaci di fare un censimento per le fragilità per vedere dove c'è bisogno di aiutare, perché loro non arriveranno mai nei servizi sociali né da lei, tantomeno telefono. E il sindaco di Ponzano, che l'ho raccontato anche prima, mi ha ringraziato perché l'ha fatto e ha detto: guarda Mirella, non avrei mai pensato di trovare certe situazioni, mai e poi mai. Pensavo di capire tutto, di sapere tutto di chi viveva nel mio territorio e invece no. Non è il caso proprio di fare un censimento per capire che fragilità ci sono e come possiamo aiutarli? Sì, ma se l'ha fatto Pozzano, quindi sì, Antonello, mi ci metterò in contatto perché se va fatto è bene farlo utilizzando dei criteri che siano simili, perché se lo facciamo tutti poi abbiamo una mappatura. Bravissimo. Se no, cioè ognuno fa un po' a caso. Sì, sì, allora diciamo che certamente qualcosa conosciamo e abbiamo un servizio tramite i sociali e tramite il volontariato, quindi i pasti caldi, la possibilità di portare persone a fare delle visite specialistiche, piuttosto che, quindi questo lo facciamo chiaramente di chi conosciamo o di chi entra in contatto con noi, però magari c'è qualcuno che non lo sa o ha anche spesso e volentieri timore di chiedere. Quindi mi metterò in contatto con Antonello per capire lui l'ha fatto e mi ha anche ringraziato quali modalità ha utilizzato. C'è un punto di non ritorno, dobbiamo andare avanti, non possiamo più lasciarli così assolutamente. Abbiamo Germana da San Biagio. Ciao Germana. Sì, buongiorno signora Mirella. Niente, volevo parlare del mio problema. Io ho un figlio di 40 anni autistico e niente, volevo dire, al di là del CDD che va alle 6 ore, poi non vede altro, insomma, cioè come svaghi, qualcosa che non c'è niente al di fuori, che se non ti metti qualche volta quando c'è posto e non vuole andare in queste case famiglia che è multi-handicap, non c'è personale, mi figlio abituato ad andare fuori a fare qualche passeggiata, ma se non c'è personale non ti dicono no, deve restare chiuso, a parte che se andrà sabato e domenica con queste temperature qua per forza deve stare chiuso, però non ti dicono neanche a pagarle, perché sarei contenta di pagare una persona pur che andasse, ma non gli operatori non ci sono. Niente, volevo dirle questo. Conosco il sindaco perché sono di Breda. Sì, ero di Breda, adesso abito a San Biagio. Cara Germana, grazie della telefonata, sai Germana, che mi conforta per quello che ho detto, sto cercando di spingere, perché Mirella spinge sempre, gli ho promesso però, e lo faccio tutte le indipendentemente da lei, con tutti, perché questi genitori devono avere risposta. Loro hanno detto: ma sapete cosa vuol dire avere 24 ore un ragazzo con problemi? Ma vi rendete conto cosa vuol dire che lui continua a chiedere e tu non hai risposte? Comunque, detto questo, penso che la Presidente Scatolì rimanga ancora, penso di sì, collegata. Rimane ancora assessore o deve andare? Io tra poco dovrei andare. Ah, perfetto, allora no, per capire come collegamento. Allora, come ci saluta, perché poi facciamo entrare altri ospiti. Come ci saluta? Intanto vi saluto ringraziandomi, perché questi sono sicuramente dei momenti molto, molto proficui e molto interessanti. Il discorso delle persone diversamente fragili, come dici tu Mirella, è veramente molto, molto importante. Diciamo che a Zero Branco abbiamo fatto anche un tavolo di tutte le associazioni che si occupano della disabilità e si chiama Speciali Insieme, e fatalità siamo andati a Roma a ritirare un premio proprio per questa possibilità,
che diamo assieme alle 8 associazioni di volontariato la possibilità alle persone disabili. Diciamo che abbiamo un'importante associazione anche che si occupa del tempo libero, che non è scontato tra le associazioni e le cooperative. Quindi abbiamo un compito dopo che siamo andati a Roma a ritirare il premio, che è quello di replicare nei territori questo tipo di socialità, di mutualità, per cui molto presto riusciremo a coinvolgere anche altri territori. Bene, grazie. Abbiamo Aldo da Castelfranco, vai Aldo. Sì, buongiorno a tutti. Volevo chiedere al sindaco proporre un regolamento a livello anche regionale, comunale, praticamente contro gli investimenti di ciclisti in genere, mettendo il doppio fanale anteriore e doppio fanale posteriore sempre acceso, spesa al massimo 18 euro. Magari tramite i sindaci, con i vigili, si può proporre e introdurre questa novità, che vedo alcuni ciclisti che hanno il doppio fanale anteriore e posteriore e si fanno vedere sia di giorno che di notte. Minima spesa potrebbe evitare parecchi incidenti stradali. Tutto qua, buona giornata. Grazie Aldo. Silvio, qua le proposte a Sveglia Veneti, arrivano le proposte, qua non si scherza mica a Sveglia Veneti, arrivano proposte. Allora io devo assolutamente salutare i miei graditi ospiti, perché entreranno anche altri 2 ospiti con una sorpresa che non vi aspettate, perciò io ringrazio veramente il sindaco Mosole, ringrazio veramente la presidente Scatolin, ringrazio la dottoressa Vici di essere stati con noi. Grazie. E adesso andiamo in pubblicità. It's up to you. Ed è con noi Gilberto Giusto assieme al figlio Federico Giusto per far capire l'importanza del suono, della musica. Avete visto questo bellissimo video veramente che fa capire l'importanza della musica. Allora Gilberto Giusto, cosa ci racconti, perché sei qui questa mattina? Sono qui questa mattina perché sto passando per fortuna un bel periodo con questa orchestra che si chiama Sparkling Swing Orchestra e ci siamo inventati questo spettacolo che si chiama Sinatra Way. Sinatra Way non significa fare solo ed esclusivamente i brani che ha cantato Frank Sinatra, anche se sì, ma in varie interpretazioni. Tanto è vero che usiamo interpretazioni di Michael Bublé, che tra l'altro abbiamo scoperto essere di origini venete, essere di origini trevisane. Il nonno si chiamava Nicola Santagà e era da San Bugè.
Michael Bublé, che è stato un grande esecutore dei brani di Frank Sinatra, ma non solo, anche dei brani di Elvis Presley. Fate due passi, abbiamo Villa Sant'Agata. Eccolo là, vedi? Lui avrebbe voluto acquistare Villa Franchetti, poi le trattative non sono finite. Quindi abbiamo una storiella che ci accomuna. Quello che abbiamo appena visto è il filmato del finale del concerto, dove a un certo momento a sorpresa arriva O Sole Mio. Che c'entrerà O Sole Mio? Fermo, andiamo a sentire O Sole Mio. È quello che abbiamo appena visto, però, No, l'altro, New York, O Sole Mio. Okay. Un altro lo sentiamo un'altra volta. Va bene, sì. Se lo sentiamo un po' di musica adesso. It's up to you. Allora, Federico Giusto, Frank Sinatra, Liza Minnelli, cosa vuol dire suonare e per un giovane avere questi punti di riferimento? E cosa vuol dire avere un padre come Gilberto Giusto? Federico, dai Federico. Ottima domanda. Di risera ce n'è. No, la risposta mi fermo qua al momento, mi fermo qua. Mi spaventa tanto. Vai, Federico. Intanto buongiorno a tutti, grazie Mirella dell'invito in questa trasmissione. Allora, avere un padre come Gilberto Giusto. Potrei dire molte cose. Allora, bene, perché da piccolo, da prima di nascere, sono stato abituato ad ascoltare un certo tipo di musica, jazz, blues, soul, funk, rock and roll, rock, eccetera. E anche con mia mamma ha contribuito a farmi crescere musicalmente in un certo modo. Poi a una certa scopro di avere Elvis Presley, grazie a Lilo e Stitch, vedo che Elvis suona la chitarra e dico ok, anch'io suono la chitarra, e da là ho iniziato il mio percorso artistico. Federico suona la chitarra. Esatto, chitarra, basso e canto. E da là appunto ho iniziato a appassionarmi sempre di più alla musica e avere due genitori che mi hanno aiutato, supportato nello studio e nell'andare in palco eccetera, non è cosa da poco. Senti Federico, io ho iniziato la trasmissione parlando di diversamente giovani per poi arrivare ai giovani, quelli che alzano l'asticella, quelli che non riescono a capire il valore della vita con azioni veramente deplorevoli. Quanto può aiutare? Tu sei cresciuto con la musica, che vuol dire cultura, non a caso. Quanto è importante invece è crescere con la cultura, la musica, ma può essere la pittura, qualsiasi cosa, per un bambino o una bambina? Quanto importante è, Federico? Importantissimo. Io appunto lavoro nelle scuole di musica dove la maggior parte degli allievi sono bambini e ogni volta che qualcuno solo a toccare una corda di chitarra si emoziona e capisce che vuole fare questo, magari non nella vita, però in quel periodo della sua vita è qualcosa di eccezionale.
La settimana scorsa e quella prima ho fatto un campus all'Accademia Art Voice Academy di Castelfranco, diretta da Diego Basso, con 3 giorni, con prima 60 poi 30 bambini, dai 6 ai 13 anni, e c'era chi sapeva già suonare e chi invece si avvicinava agli strumenti, quindi abbiamo presentato chitarra, batteria, basso, violino, violoncello, sax, di strumenti. Altri abbiamo fatto vari giochi e parecchi alla fine del campus abbiamo chiesto, loro hanno detto voglio venire l'anno prossimo a fare chitarra, violoncello. Cos'è lo strumento? Perché l'importanza dello strumento, sì la musica, ma prima cosa arriva lo strumento che ti deve emozionare, devi capire qual è lo strumento che più ti intriga. Come si fa a capire questo? E non pensi che forse nelle scuole dovrebbero iniziare, ma anche all'asilo dico io, iniziare molto di più a veramente accompagnare questi bambini con questi strumenti, che poi arriva il suono, la musica, e capiscono l'orecchio. Non puoi imparare la lirica a 20 anni, la puoi anche ascoltare, ma imparare è un'altra cosa. Cosa dici, Federico? Sono assolutamente d'accordo. Beh, già io, lui, mia mamma e mio fratello siamo andati in un asilo a far vedere un po' di strumenti. E come sono stati questi bambini? Entusiasti. Sì. Sentite? Sì, assolutamente. Nelle scuole è bello, c'è già chi fa delle lezioni di concerto nelle varie scuole. Mi ricordo, io andavo al Mazzotti a Treviso e una volta sono venuti Giorgio Ossini e un pianista a fare lezioni di concerto, più su musica classica, però hanno coinvolto parecchio la gente dei superiori che magari non ascoltava proprio musica classica. E sarebbe bello se appunto ci fossero più possibilità per noi musicisti di avvicinarsi ai giovani attraverso le scuole. Ma ci sono anche insegnanti che magari non insegnano proprio musica, però utilizzano la musica come metodo per imparare. Allora, sentiamo anche Gilberto Giusto come continua a raccontare questa esperienza di vita molto importante, un'esperienza che però diventa sempre più, diciamo, entusiasmante, perché coinvolge sempre più la tua comunità soprattutto. Sì. Tu hai il piacere anche di suonare per la tua e nella tua comunità, che è il territorio veneto, o sbaglio? Zero Branco. Zero Branco. Zero Branco, assolutamente. È nato a Zero Branco, vicino alla piazza. Vorrei fare una piccola parentesi su quello che ha appena detto Federico, dell'importanza nei bambini di avere un approccio alla musica corretto. Allora, sua mamma, mia moglie, odierna, perché non sempre succede che la stessa sempre mamma... Quella. Sempre quella. Una allora, una moglie e una mamma, no? Esatto. Spieghiamo che così... 2 figli e 2 nipoti. Visto che è cosa rara ormai trovare, è meglio dirlo. Per quello, perché sennò si capisce altra cosa. Si occupa di insegnamento musicale da più di 40 anni. Io me ne occupo del 1979. Ci siamo occupati molto spesso dell'istruzione di qualità ai bambini, perché si pensa, perché sono bambini, gli dai qualsiasi cosa e fai battere. Non è così. C'è un certo Sebastian Corting, uno dei tanti didatti, che è uno strumentario che si chiama strumentario Orff, dove tutti gli strumenti hanno dei suoni corretti, dei suoni intonati, perché altrimenti sti bambini li formiamo con dei suoni stonati e senza saperlo li roviniamo. È come fargli fare lo sport con le scarpe da calcio troppo strette, gli stiamo rovinando i piedi, tanto per fare Allora ci fermiamo un secondo perché abbiamo Giusy in linea da Dosson, poi continuiamo. Vai Giusy. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi graditissimi ospiti, perché mi piacciono molto, perché, signor Giusto, le faccio una domanda, ma deve rispondermi. Lo conosce lei André Rieu, olandese violinista che ha 60 musicisti stabili? André Rieu. Sì. L'ha mai sentito? Sì. Ecco, perché mi sono affezionata, perché quando vado su internet l'ho sempre pronto lì per come suona, per come cantano le loro cantanti. Sì. Vanno a migliaia su grandi piazze in tutto il mondo. Sì. È una meraviglia. Comunque è anche uno dei miei riferimenti. Sono la prima per Frank Sinatra.
io sempre Frank Sinatra per primo. Vi ringrazio. Abbiamo sentito la passione di Arrivano i Giusy. fans, evviva. Allora andiamo a vedere un altro video, vediamo la regia cosa Posso manda, un attimo, così siamo a scusami posto. se ti interrompo sempre. No, fermo, mandiamo il video, sennò Ok, Gilberto perché non riguarda ti il fermi video più. Vai a precedente. vedere il video, andiamo a Va bene. vedere il video. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me, so deep in my heart. You're really a part of me, and I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair never gonna go so well. But why should I try to resist, darling, I know so well. I've got you under my skin. Sacrifice anything to come but my world's sake out there, but here, in spite of the warning voice, comes in the night and repeats every shot at my ear. For to know, little fool, we never can win. Use your mentality, yes, wake up to reality. But each time that I do, just the thought of you makes me stop before I begin. And I've got you under my skin. Allora Federico, una bellissima musica, l'importanza di capire anche di unire le due cose, la cultura e la bellezza anche del suono e dello strumento, e ritorniamo là proprio alla passione, all'emozione di avere lo strumento, che poi magari hai sognato una vita, perché fin da piccolo magari pensavi di suonare la chitarra, magari poi ti innamori magari di un altro strumento, perché questo succede poi. Prego Federico. Allora, sì, succede spesso. Io da piccolo ho iniziato anche un po' col violino, però appunto avendo visto Elvis suonare la chitarra ho detto provo anch'io, e da là mi sono appassionato. Poi mi è capitato così per sbaglio di prendere in mano un basso, e quindi anche là ho iniziato a suonarlo, e adesso insegno anche basso e anche cantare, appunto, vedendo vari chitarristi che cantavano, tra cui appunto Elvis stesso, ho detto beh, prima a cantare, e anche quello mi riesce abbastanza bene, penso. Cos'è la musica del 2026? Secondo i giovani che con queste musiche techno, rap un po' particolari, ecco, cosa vuoi dire? Come vedi questa musica? Perché ogni epoca ha la sua musica, non c'è niente da fare, inutile dire ma non mi piace, è la loro musica, è la musica dei giovani. Prego Federico. Allora, la musica dei giovani, come appunto hai appena detto, ogni epoca ha avuto la musica per i giovani. C'era il rock and roll negli anni 50, c'era il beat negli anni 60, la disco music, il rock negli 70 e via così. Ma tutto è importante sapere che è un'evoluzione da un genere che è il blues, poi torneremo sull'argomento, e io dico appunto è bello avere chi ascolta trap, rap, varie musiche, ma è bello anche andare a vedere come si è arrivati a quella musica. Non so, i Maneskin, fenomeno globale fino a poco tempo fa, bello,
perché hanno riportato anche il rock in auge tra i giovani, ma sarebbe bello se questi ragazzi che li ascoltano andassero a vedere chi ha ispirato i Maneskin, quindi i vari Led Zeppelin, i Beatles, i Deep Purple, eccetera, per capire dove siamo arrivati, appunto. E prima si parlava di genitori, può essere anche un contributo ai genitori, far scoprire certe band o certi artisti musicali a chi ascolta certe cose, o per chi ascolta il rap andare a scoprire il funk, la disco music, il trap. Sì, anche quello collegato, quindi trap, rap, appunto funk, disco music, fino a tornare al blues, perché il blues sembra collegato parecchio direttamente al rap. Allora andiamo a vedere questo video medley e poi sentiamo Gilberto Giusto che collegherà tutti i video che abbiamo visto. They heard the breeze through the trees, singing weird melodies, and they named that the start of the blues. And from a jail, can't away from a down, out of frame, and a cold and that's right, the part of the blues. Sing it right. From home I will pull ways, that took you know, push it through her hole, into blue note. And then they and she kissed me. And the fellow once said, and then a kick in the head. What you say? The room was completely black. I hugged her and she had back. Yes, man. I guess instead of saying what, and then a horn in the boat. My head keeps spinning around. I go to sleep. Allora Gilberto Giusto, questi video cosa rappresentano per te? Cosa vuoi dire con questi video? Prego. Per me è il raggiungimento di un grande sogno, quello di presentare i brani di Sinatra con un'orchestra che come avete visto io sto dirigendo, ma soprattutto qui siamo al Teatro Comunale di Treviso. Così avete capito, ecco, cosa vi abbiamo fatto vedere. Allora, sinceramente è da 50 anni che io metto i piedi al Teatro Comunale di Treviso, all'epoca con Franco Polisseni, che forse tu ricorderai. Sì. Ecco, benissimo. Essere arrivato in questo modo, presentato dalla Fondazione Banca di Tessuti che abbiamo avuto fin prima, avendo degli artisti di altissimo livello. Hai visto la persona di colore è Kim Bale, uno dei più grandi cantanti della nostra zona, ma che gira tutta Italia, adesso in Inghilterra. Ho insegnanti di conservatorio, ho insegnanti di liceo musicale. Si sentiva il livello della musica, Sì, il livello si alza con il livello delle persone. Non è sempre facile proprio perché hanno delle personalità forti, ma siamo riusciti a creare questa sinergia. Federico, che poi vedremo da dove si è inserito in maniera meravigliosa pensando a Dean Martin, che tra l'altro era un italiano, si chiamava Dino Crocetti. Dino Crocetti, e ha dovuto cambiare il nome, ed era l'alter ego di Frank Sinatra. Frank Sinatra, italiano con mamma ligure, papà siciliano. Avremo un filmato che oggi non vedremo per questioni di velocità, ma dove dice io sono siciliano. Lo dice orgogliosamente. Era, pensa, tifoso della squadra del Genoa. In questo momento ha una cravatta del Genoa perché ha chiesto di essere sepolto con la cravatta del Genoa.
Andava sempre da Zeffirino a mangiare la pasta con il pesto, se lo faceva arrivare a Los Angeles, era un personaggio straordinario e tante persone lo hanno seguito nel suo modo di essere. Una cosa volevo precisare, prima hai sentito New York con O Sole Mio, perché siamo impazziti, è impazzito Gigi Proietti, perché quella è una versione di Gigi Proietti. Abbiamo preso tanti spunti, sì, per esempio da Victor Borge, che sbaglia la partitura, la suona, fa una cosa tipo è sbagliata, la gira e viene fuori. Noi l'abbiamo fatta girando la partitura col brano che era iniziato in una maniera sbagliata. Abbiamo fatto anche due brani dove parte un filmato e noi ci attacchiamo al filmato con l'orchestra. L'orchestra mia ci ha seguito in maniera meravigliosa, io vi ringrazio davvero tutti quanti perché stanno e faremo un lavoro meraviglioso. Del prossimo concerto ne parleremo fra un po'. Bene. Allora adesso salutiamo il nostro Federico perché è entrata un'altra persona, se no non ce la facciamo, che Gilberto Giusto è invitato ma è arrivato in ritardo. Allora andiamo a vedere questo Witchcraft e poi sentiamo Federico che ci saluta. In the same way, but in different areas. Love me tender, long and sweet, never let me go. You and me in my life complete, and I love you so. Those fingers in my hair, slide my size is there, that streets my conscience there. Witchcraft. On me, love me tender, all my dreams fulfill. Oh my darling, I love you and I always will. It's such a nascent pitch, but a wooden switch, 'cause there's no nicer witch than witchcraft. For my darling, I love you. Hey man, that's pretty. Federico, un saluto veloce, come ci vuoi salutare, cosa vuoi dire? Allora, grazie appunto ancora per l'ospitalità. Prossima volta vieni con la chitarra però Federico. Assolutamente sì, quando vuoi. Lasciamo a casa papi e vieni tu con la chitarra. No, lui è bravo ma è un... Lasciamo perdere, fa una confusione. Federico. Questo anche vivere con... Facile, molto facile, vero Federico? È la mia fortuna, grazie a Federico. Grazie allora andiamo a vedere Steve Biondi. Una cosa velocissima. Allora, importante, i giovani, noi facciamo un festival, si chiama Teddy Blues, il Blues Fest di Treviso è realizzato dai giovani. Quando? Il 29 e 30 agosto in Piazza Rinaldi. Siamo in ricerca di giovani per incrementare lo staff, quindi faccio un appello a chi non sa cosa fare, telefoni a Federico. Esatto, va su Instagram o Facebook, cerca 3V Blues e ci scrive pure un direct per collaborare con noi. Allora, e visto che qualche sponsor in ascolto siamo ben accetti. Allora andiamo a vedere Trevi Blues, che così l'ha nominato Federico Giusto. Grazie Federico, andiamo a vedere e poi facciamo entrare l'altro ospite.
Ed è con noi Piero Casarin, socio fondatore Impresa.0. Grazie Casarin di essere arrivato, è arrivato tardi ma è arrivato. Allora, cosa vuol dire Impresa.0 e lei è il socio fondatore? Prego, perché? È un'associazione di imprese di Zero Branco, alla quale io sono socio, ed è stata creata per avere una maggiore unione fra gli imprenditori di Zero Branco per le conoscenze che magari possono avere rispetto, diremo, alla società dove lavoriamo a Zero Branco. È già 5 anni che è stata fondata e siamo 120 soci. Però, un bel numero. E continuiamo, diremo, a rappresentare questa associazione con le occasioni varie di qualche momento di festività come già previsto il 10 di luglio. Vi ringrazio dell'ospitalità. Senta Casarin, come imprenditore, perché io dico, è un pezzo che dico che forse anche gli imprenditori devono fare la propria parte. Tanti lo fanno già, è vero, però molti altri dovrebbero iniziare a farlo, specialmente per dare dei messaggi positivi a questi giovani. Ecco, i grandi imprenditori del passato però avevano capito l'importanza della persona, l'importanza della figura dell'operaio, facevano la casa vicino alla fabbrica, cioè erano molto vicini perché capivano che la spina dorsale era questa figura che lavorava, che era l'operaio. Io ho avuto un imprenditore diversamente giovane poco tempo fa e gli ho detto la differenza tra gli imprenditori di una volta e gli imprenditori del 2026. Sa cosa mi ha risposto? Che gli imprenditori del 2026 sono finanzieri, non sono imprenditori. Lei cosa dice se ci fosse anche questo imprenditore vicino a lei? Ha ragione oppure c'è qualcos'altro che si può dire? Ma ha una parte di ragione, secondo il mio punto di vista, laddove manca, diremo, quel senso di umanità, se vogliamo chiamarlo, che, diremo, favorisce la collaborazione degli operai. Perché? Perché vogliono essere presenti all'azienda nella sua immagine. E questo, io ho fatto questa esperienza e vedo che credo che se manca questo aspetto di umanità, come ho accennato prima, sarebbe un po' più difficile, perché anche l'operaio, diremo, ha bisogno sì di denaro, ma ha bisogno anche di soddisfazioni che possono essere quelle del sentirsi partecipe dell'azienda. Tanto è vero che lei ha parlato di azienda.0 e non multinazionale.0, no. Perché dicono che veramente adesso bisogna lavorare e pensare in grande, però io dico sempre che l'Italia, che era la quarta potenza mondiale, è stata fatta dal piccolo imprenditore, dal medio imprenditore, poi sono diventati grandi imprenditori, però tutta quell'attività dell'artigianato, il mondo dell'artigiano meraviglioso, siamo ancora i migliori design nel mondo, ma vi rendete conto? Cioè la creatività che abbiamo, nessuno ce la può togliere. Il problema è che ci hanno venduto male, Casarin, ci hanno venduto male. E questo ha fatto un danno a tutto il paese e la quarta potenza mondiale è diventata non grande alle multinazionali, ma grazie ai piccoli artigiani, ai piccoli industriali. Questo ha fatto diventare grande l'Italia, o sbaglio? Sì, no, è giusto. Credo che anche in questo, diremo, momento esista in Italia imprese grandi, imprese medie, imprese piccole. Io non so dove classificarmi, ma fra i medi e i piccoli. Vedo che c'è bisogno però di avere collaborazione con le persone con le quali, diremo, tu dai un posto di lavoro. Casarin, il mondo dei giovani non sanno fare il lavoro, escono dalle scuole ma non hanno manualità. Ecco, io penso che dovremmo farli lavorare di più manualmente, parlo, perché se trovano tutto pronto non è colpa loro, è qualcuno che fin da piccoli non li lascia creare perché hanno tutto pronto, telefonino, giochino. Ecco, cos'è la creatività per un imprenditore, Casarin? Ma ognuno ha una propria idea.
credo che ognuno si rifà alla propria esperienza vissuta negli anni per poi, diremo, farne una sintesi e descrivere al meglio come conviene riferirsi ai vari, diremo, giovani che incominciano a lavorare. Non è una cosa facile, però credo che sia necessario avere questo, diremo, aspetto un po' di conoscenza del lavoro, ma anche il modo in cui viene coinvolto la persona che hai bisogno di assumere come lavoratore. Come vede lei i giovani che assume oppure che lavorano nella sua azienda? Come sono questi giovani? Hanno voglia di imparare, di riuscire ad affermarsi? Come sono questi giovani dal suo punto di vista e dal suo osservatorio importante? Beh, non mi dia troppa importanza. No, beh, insomma, è importante sia un'azienda. Sì, un'azienda che, diremo, Cosa si occupa intanto? Autotrasporti. Meglio di così, prego. Credo che una gran parte di ragazzi del giorno d'oggi che ha studiato ha una parte anche di conoscenza del lavoro per qualche motivo, magari nell'ambito della loro posizione, e io riscontro che ci sono molti ragazzi che hanno della buona volontà e, come ho detto prima, sta a noi saperli guidare nell'apprendimento. Bravissimo. È questo che aiuta molto. Dopo c'è più volonteroso e meno volonteroso. Certo, come sempre. Come sempre, insomma. Non cambia niente. Gilberto Giusto, quanto importante invece è anche questo hobby, la musica, ma che devi coltivare, come si diceva prima, fin da piccolo, iniziare a capire che bisogna investire anche su questo, perché l'altro giorno un professore diceva va avanti con questi stage, queste cose, sono altre le cose che bisogna investire anche nella scuola, e la musica è una di queste, musica è cultura, perciò se fai musica investi nella cultura. Come mai non si riesce a capire questo? E i giovani lo gridano che hanno voglia di musica, di suoni. Spesso dico, fa più rumore un albero che cade piuttosto che una foresta che cresce. Forse non lo vediamo, perché vediamo i ragazzi che fanno tutte quelle cose che non vanno bene, è vero, l'albero va messo a posto, ma ci sono tante scuole di musica e con la nostra associazione ne seguiamo almeno 4, dove insegniamo ai bambini la propedeutica, quindi età dell'asilo, poi alle elementari, poi alle medie cominciano un pochettino a perdersi, ma pensiamo un po' anche al calcio, che adesso è una delle fermo attività. Perché dobbiamo pensare a Claudio da Marano, se non gli cade la linea. Vai Claudio. Sì, buongiorno a tutti. Volevo parlare dell'autotrasportatore, naturalmente è anche cliente. Io ho visto troppi incidenti dove il camionista perde la vita. E ho sempre pensato come mai non fanno i roll bar dentro le cabine da proteggere il guidatore. Sai quei roll bar che fanno anche nelle auto da rally? O è il carico che si muove, qua recentemente si è mosso un carico di lamiere di svariate tonnellate e ha schiacciato la cabina. Oppure va a finire che impatta addosso alla colonna, magari non so per una svista o perché prende un po' sonno, e la cabina anche quella si schiaccia. Insomma, ci sarà la possibilità di mettere un roll bar su queste cabine o dobbiamo sempre vedere la morte dell'autotrasportatore? Ecco, io volevo lanciare questo problema, che è un problema serio. Buona giornata signori. Grazie a Claudio da Marano Vicentino. Casarin, poi torniamo da Gilberto Giusto. Questi camion che dovrebbero essere di più protetti, cosa dice Casarin? Questa iniziativa che ho sentito parlare mi fa piacere e sono d'accordissimo. Non so in cosa consiste tecnicamente, però ben venga questo, diremo, desiderio, perché è un salvavita. Diremo che nel nostro caso, nella nostra azienda, siamo stati fortunati in tanti anni di lavoro, non abbiamo mai avuto incidenti gravi alle persone. Un po' le cose sì, ma le persone no. Pertanto
ben venga quello che ha nominato questo signore. Senta Casarini, ma non è che sti camion, questi tir corrono un po' troppo? Cioè io delle volte veramente, specialmente quelli stranieri, perché a casa loro rispettano tutte le regole. Quando vengono in Italia, così e così. Non è che la sicurezza stradale sia diventata veramente un problema molto importante che riguarda un po' tutti, e anche noi dobbiamo fare un cambiamento culturale quando usciamo di casa e soprattutto quando guidiamo questi mezzi, di essere coscienti che sono pericolosissimi, che va dalla bicicletta al tir? Ma assolutamente, diremo, c'è un aspetto di sicurezza che va tenuto conto, salvaguardato, perché la salute prima di tutto. I danni economici si rimediano, ma tante volte la vita no. E pertanto sono d'accordo che in questi periodi il traffico è molto intenso, d'altra parte diremo fa parte del lavoro nel senso generale. Se non ci fosse questo, se c'è questo movimento di automezzi, di veicoli, vuol dire che ci sono delle operazioni industriali, commerciali, come vuoi chiamarle, che sono molto attive. Pertanto da una parte ben venga, dopo ci sono gli operatori addetti a questi controlli che devono, diremo, prendere delle iniziative loro, io non so cosa dire. Però quello che vediamo purtroppo è una realtà, comincia a far paura perché i morti sono tanti da fine anno. Su questo dico la massima prudenza. L'alta velocità è un fattore, la distrazione è un fattore veramente sono d'accordo che terribile. Bisogna cercare di rispettare i termini che sono dati dal... Io ieri ho avuto Gigi Pirollo, che è un insegnante di sicurezza stradale, collabora con l'ACI. Lui dice che quando le persone escono dalle scuole guida e prendono la patente non sanno guidare. Hanno la patente ma non sanno guidare, perciò dovrebbe essere fatta molto più formazione e soprattutto capire l'importanza della sicurezza stradale, perché ormai è un tema che riguarda tutti noi, non c'è niente da fare. Abbiamo le piste ciclabili, corrono fuori delle piste ciclabili, attraversiamo dove vogliamo, rosso, giallo, verde, chi se ne frega. Cioè non esageriamo culturale. Adesso. I morti ci sono, lo dicono loro, non lo dico io, Casarini. Purtroppo da lunedì che inizio a parlare di questo tema, visto i morti che ci sono stati, e purtroppo dobbiamo fare un cambiamento culturale, perché quando usciamo di casa dobbiamo fare il segno della croce, perché purtroppo basta che ne troviamo uno. C'è una parte di persone che ha poca coscienza. Una parte? Una parte. Una grande parte, Casarini, una grande se vogliamo. parte. Guardate cosa hanno fatto qui i ragazzi anche con quel signore in bicicletta che l'hanno spinto, cioè il pericolo è dovunque, perché c'è poco rispetto. Allora invece noi abbiamo molto rispetto per Gilberto Giusto, la sua musica, i suoi strumenti. Allora continuiamo quello che stavi dicendo, prego Gilberto. Finisco brevemente. Tanti bambini cominciano a giocare a calcio dietro la chiesa, tantissimi. Poi un po' alla volta cominciano a entrare nelle squadrette, nelle squadre più grandi, e alla fine arriva un Del Piero. Quindi abbiamo bisogno di più bambini che vadano a giocare calcio dietro la chiesa, che vengano alle scuole di musica, e anche dare una formazione corretta, come dicevo prima. Si sta dimenticando il solfeggio perché è noioso. Non è vero. È noioso se lo fai diventare noioso, ma è come i ragazzi che escono dalla scuola guida e non sanno guidare. Tanti escono dalle scuole di musica, non sanno tante cose della teoria, eccetera, eccetera. Chiuso. Vorrei ritornare all'orchestra Sparkling Swing Orchestra. Si chiama Sparkling perché la prima volta ha suonato a Valdobbiadene. Sparkling Wine del Prosecco, quindi nasce all'insegna del Prosecco. Mi sembra una buona cosa. Certo. In questo mese ultimo ci hanno visto circa 1000 persone, perché abbiamo fatto il tutto esaurito al comunale, più di 600 persone con l'impianto di condizionamento che non andava, erano tutti grondanti, ma sono rimasti lì. C'era il professor Palù che, come hai sentito, era la musica coinvolge. Grande appassionato di Frank Sinatra, tutto suonato là in mezzo ad aspettarmi per farmi i complimenti. L'ho ringraziato tanto. A Spresiano 350 persone. Prossimo appuntamento, come ha detto l'amico Piero, al paesello mio,
a Zero Branco e lo stiamo preparando veramente con grande amore. È il 10 luglio, ricordatevi, 10 luglio, inizio alle 21:15 e ci sarà anche una parte col food truck, sarà in fondo alla piazza, quindi chi vorrà anche mangiare ed ascoltare lo può fare, anche se è un concerto, abbiamo le sedie lì davanti. Ci saranno autorità, faremo degli sketch, come hai visto prima gli sketch, Federico che è caduto, ma l'ha studiata non so quanto, quella è caduta. Non a caso. Non a caso, un attimo prima l'aveva fatta Dean Martin e lui davanti allo specchio si è ammaccato un po' studiando, adesso la fa magistralmente. Stiamo attenti a questi dettagli, sia musicali, siamo molto attenti e io dico sempre che non suonerei con un direttore come me, perché veramente vado nei dettagli, però loro sono contenti, me lo dicono Gilberto, bisogna andare avanti così, altrimenti la qualità non cresce. Vediamo 2 foto anche che ha mandato Gilberto Giusto, vediamo queste 2 foto così le commenta. Eccole qua, qui cosa stiamo vedendo Gilberto? Questa è la formazione schierata di Sparkling Swing Orchestra, io sono con Francesco Michelin, questa idea è nata tra me e lui, perché lui ha una fantastica voce che fa ricordare in maniera molto degna Frank Sinatra. Non lo imita, e questo è il bello, non lo imita, ma lo interpreta. Questo è un quadro di Vladimir Skinsky, un pittore russo che mette in risalto la particolarità di Sinatra, gli occhi blu. Uno dei suoi nomignoli è Old Blue Eyes, vecchio occhi blu. E d'altronde le donne impazzivano per lui, le donne impazzivano, le più belle donne, con qualcun altro, è vero, è vero. Allora, un'altra cosa importante da dire, giusto, quanto importante è anche che questi sindaci abbiano capito veramente il coinvolgimento di tutta la comunità, organizzando queste meravigliose occasioni di festa anche con la solidarietà. Abbiamo sentito con la Banca dei Tessuti questi imprenditori che sono vicini, ecco l'importanza di far capire che così si farà squadra anche in futuro. Prego Gilberto. Basilare, io diversi concerti li ho fatti proprio attraverso le amministrazioni comunali, quello di Spresiano totalmente a carico dell'amministrazione comunale, che ringrazio perché l'hanno organizzato perfettamente. Tienilo in mano. Tengo in mano, bene. Qui a Zero Branco abbiamo il patrocinio. Anche il sindaco Conte mi ha fatto i complimenti e ha detto prima o dopo qualcosa faremo assieme. C'era il patrocinio su questo qui, è stato lui che ci ha dato il teatro, quindi senza le amministrazioni comunali sensibili, e speriamo che siano sempre di più quelle sensibili, non riusciamo a fare spettacoli del genere perché sono impegnativi dal punto di vista economico, eccetera, eccetera. Allora noi vi salutiamo con questo brano, questo video Steve Biondi di appunto Gilberto Giusto che ha mandato. Ringrazio veramente anche l'ospite Piero Casarin di essere stato con noi, socio fondatore Impresa.0. Ringrazio ancora Federico Giusto, grazie Federico di essere qui, ti inviterò ancora ma stavolta con la chitarra, suonerai la chitarra in diretta. Allora andiamo via con questo video, io vi saluto già perché poi andremo col vostro assegno. Non sono con l'orchestra ma con il fratello di Mario Biondi e con Ivan Zuccarato, figlio di Zuccarato Grande. I just need contemplation over you. I am not so systematic. It's just that I'm a man for your love. Allora, tutto bene? Siamo arrivati a Solagna stavolta. Ciao, come ti chiami? Noemi. Ciao Noemi. Ciao. Allora,
Sono contenta di conoscerla. Sì. Tutto bene? Dai, se non ci speravi. Abbiamo fatto i E invece vedi che bravi. Sì, proprio. Che bravi che sono i telespettatori di Rete Veneta. Siete proprio a parte del nostro. Allora, cara famiglia Pivotto, tanto sono stata molto orgogliosa di avervi conosciuto e la grinta che hai dimostrato, Andrea, quando hai detto quelle parole sulla nostra televisione. Sì, Cioè, la voglia di combattere che hai per salvare la tua famiglia è una cosa proprio da veri uomini. Sì, ma certo, ma non è mica solo la mia che siamo in questa situazione. Speriamo che questi soldini vi servono almeno per respirare, come diciamo quasi sempre, perché andiamo su famiglie che veramente, su persone che hanno bisogno un po' di respiro e che tu possa trovare finalmente un lavoro che sarà quella la tua tranquillità e della tua famiglia. Per loro più che altro. Allora io ti consegno questi soldi, questo è l'assegno che ti dà Rete Veneta, qui c'è un'altra busta tutta per te che un signore ha voluto che io ti portassi, qui c'è eventualmente il suo indirizzo. E hai visto che hai fatto centro, cioè le persone che ascoltano riescono a capire quando una persona veramente Una famiglia, un padre di famiglia riesce a capire. Bravissimo. Cosa farai, Andrea, Michela, cosa farete con questi soldi? La prima cosa che farete? Tutte e due le assicurazioni della macchina. Quella lì, l'altra è ferma. Cioè vi servivano proprio? Sì, Proprio, sì. si va. Lo do a Michela, dai, Michela. Se lo meriti, vero Michela? Sì, lo L'ho meritato due, ma quando ho sentito la tua voce proprio... però sono sempre con questo bel sorriso, vedi? Allora, adesso ti chiedo una cosa, Michela. Un saluto ai telespettatori di Rete Veneta. Ringrazio di cuore. Non ho parole. Grazie. Eccoci qua, siamo arrivati a Padova da Gabriele che ci sta aspettando. Ciao Gabriele. Come va? Infinite grazie del vostro aiuto. Come va? Va male, siamo messi male economicamente. Posso dirvi 1000 grazie, siete stati grandiosi, grazie a tutti i contribuenti, ne abbiamo proprio bisogno, c'è tanta gente, artigiani come me, che sono in questa situazione. Che dire in più? Tu hai anche 2 bambine? Sì, ho 2 figli minori, la moglie a carico, sono anche un orfano di guerra, di categoria protetta. Ho cercato in tutte le maniere di trovare un posto di lavoro come categoria protetta, eccetera, eccetera, scritto al Ministero delle Politiche Sociali, al Comune, eccetera. Non è arrivato niente. Ormai ho superato l'età, non sono in un'età lavorativa appetibile per chi sia. Quanti anni hai? 60 compiuti. Io sono un lavoratore da sempre, da quando avevo 9 anni. Ecco, stiamo entrando in casa di Gabriele, permesso, ecco qua, questa è la casa di Gabriele. Eh sì, la casa è piccolina, è pulita, è dignitosa, ma non abbiamo di che vivere. Che mangiano qua? 2 bambini minori, una moglie che non trova di lavorare. Qui non ci può più andare avanti. È tutto così costosa questa vita che uno non può essere senza 2 stipendi in una casa, figurarsi senza niente. Allora, questo è l'assegno, Gabriele. Grazie, molto gentile. Quando ci siamo sentiti ieri ho sentito la tua disperazione. Ti avevamo promesso che ti avremmo aiutato, l'abbiamo fatto. È una bella spesa che mi faccio, tranquilli che va bene. È un regalo grandioso. Grazie a tutti quelli che hanno aiutato, ecco, che aiutano a sostenere questa iniziativa, che è una delle pochissime che vedo in Italia. Cosa farai con questi soldi? La prima cosa che farai, Gabriele? Vado a fare la spesa subito, perché non abbiamo da mangiare. Qualche bolletta urgente da pagare. What a wonderful world.